Amici bellini, non vogliamo proprio morire. A quanto pare, quando tutto sembra che il Napoli si rialza. Il Napoli si rialza e lotta fino alla fine. E almeno a me rende orgoglioso. Non so voi, adesso ne parliamo. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Buonasera a tutti, buonasera Antonio. Siamo un po' più perché non era giusto. Codino, vabbè, quello che è sia. Sembro più pelato che altro. Vabbè. Non sarebbe stato giusto. Secondo me non sarebbe stato giusto perché il Napoli comincia benino. Poi c'è un momento che segue il gol di Di Marco, un gol pazzesco, diciamolo subito, un gol che se ne vedono veramente pochi. Così c'era pochissimo angolo, non so come cacchio ha fatto a prendere proprio quel giro là, cioè il giro, quella traiettoria lì. Subito dopo il gol di Di Marco loro sono stati molto aggressivi, hanno cercato di chiuderla, di chiuderci, di spaventarci, hanno preso coraggio nell'essere ancora più aggressivi. Là era questione di non perdere la calma, non uscire dalla partita, e lo abbiamo fatto perché piano piano ci siamo messi là e bene. Mi hai fatto il vocale più bello. E adesso lo andiamo a sentire, amico mio. Adesso lo andiamo a sentire. Grazie, dottor Varon. Tra un po' sentiamo tutti i vocali degli amici bellini. Tanta cazzimma. Rapina non lo so, amico mio. Io sul rigore, onestamente, se volete parlare di quel rigore, ne hanno dati tantissimi così. Ecco, fatemelo spiegare bene. Quando la critica, parlando del gol annullato a Højlund, dice qua dobbiamo parlare del regolamento perché quella palla, anche se la tocca con la mano, non cambia direzione, non c'è nessun vantaggio, lì c'è un errore perché non hanno visto le immagini giuste, anche i giornalisti che ne stanno parlando. Lì c'è un errore. Su questo rigore qua si può parlare del regolamento. Perché? Perché nel momento in cui tu vuoi contendere la palla, Mkhitar anticipa Rrahmani, quindi Rrahmani la palla non la vede, arriva lo step on foot, arriva il pestone, è accidentale, non è che è un fallo, è accidentale, però lo prende il pestone. Nel momento in cui l'azione continua e prima tira Di Marco e poi tira a bastoni, non si è concretizzato nulla che tu dici l'azione è finita, però anche se la palla sta da un'altra parte, io questo l'ho detto sempre e lo ripeto anche quando è contro di noi, se tu fai un fallo ed è fallo. Il problema è questo, è capire se nel regolamento ha senso. Per esempio quello che fa il cross, non mi ricordo chi era, Tavares, fanno il cross e dopo si rovina, la palla è andata, il calcio sta continuando. C'è un pestone accidentale, là si dovrebbe parlare del regolamento e di dire questa roba qua onestamente non è che aiuta il calcio a essere più giusto o più bello. Lì si può parlare di regolamento, però io nel momento in cui ho visto il primo replay ho detto questo lo dà, non c'è dubbio. Poi mi potete dire voi anche cosa ne pensate. Il pestone ci sta, sono d'accordo, cioè altre volte li abbiamo visti dati, non sempre. Però quando vedi una cosa del genere abbastanza anche netta, nel momento in cui il pallone Rrahmani non lo tocca, forse lo sfiora, ma non lo tocca, lo gioca a Mkhitaryan, non lo anticipa. Quindi sotto questo punto di vista non me la sento onestamente di dire niente a Di Bello e Di Paolo. Nel calcio esistono i momenti, in tale contesto buono il pareggio che ci permette di risistemarci e continuare a lottare. Peccato non aver sfruttato le occasioni inizio secondo tempo. Sì, perché nel racconto della partita vi stavo dicendo, poi noi nel secondo tempo molto bene, cioè nei primi 10-15 minuti solo possesso Napoli, c'era stato tipo un 70% di possesso Napoli, abbiamo creato situazioni, c'è un passaggio che Spina non fa e che vi farò vedere domani nell'analisi,
o dopodomani. Vi devo postare la reaction, forse la reaction ve la posto in nottata, per quelli che non riusciranno a prendere sonno e magari domani facciamo l'analisi. C'è un passaggio che Spina non fa per Politano. Poi il tiro di Højlund, che quasi stava pissando il gol di Di Marco, a fil di palo tocca il palo, colpo di testa di Lorenzo fuori, poi c'è l'occasione di Bastoni e poi c'è il rigore. Quindi nel momento forse migliore del Napoli, dove l'Inter si stava abbassando molto, si stavano un po' inseguendo, e là è arrivato il rigore col cambio di Mkhitaryan, hanno ripreso un pochino di energie, però quello avrebbe potuto ammazzare chiunque e il Napoli si è messo là e dobbiamo fare un applauso. Vabbè, quest'uomo qua, che ne parliamo a fare? Pare sempre che sta infortunato, pare sempre che deve dare forfait e resta in campo da mediano, fa pure gol, una roba incredibile. Bravo Alessandro, perché va sottolineata tutta la partita di Højlund, una partita incredibile che fa Højlund. Veramente Akanji sì, fortissimo, però Højlund stava là. Attenzione, c'è anche Diego che palleggia, il che significa che glitchy. Ottima partita, secondo me il risultato è giusto, il rigore ahimè purtroppo c'è, sublime Højlund e Scott, Lang entra benissimo, mi dispiace ma male Beuke, ma a questo giro l'arbitraggio non mi è dispiaciuto. Sì, e no, bisogna dire, io avevo un dubbio sul primo intervento Juan Jesus Thuram, dove sembrava fallo ed espulsione, ma in realtà no, domani vedrete, o stanotte vedrete, nella reaction che là sto un attimo impaurito, ma non è vero, ritraggo tutto perché Thuram lo strattona prima e quindi non c'è niente. Poi, dove si rompe la maglietta di Thuram, Juan Jesus spazza il pallone, poi la gamba in ricaduta lo becca perché Thuram gli va addosso in ritardo, non è fallo né per l'uno né per l'altro, non ci scocciate onestamente. Ci sono pareggi bellissimi, bravo Valentino. Sì, io poi mi concentro a volte per farvi piacere anche gli 0-0, ma questo 2-2 ci lascia un po' di soddisfazione, perché non è che stavi in vantaggio 2-0 e ti hanno recuperato, sei tu che li hai recuperati 2 volte senza volerli far scappare, cioè proprio loro che cercano di scappare e tu che li riprendi, proprio sempre quella gif là, che una volta con Gasperini, una volta con Allegri, tu li riprendi che non li vogliamo far scappare. È chiaro, classifica Guido, che dopo interpelleremo, parla di -2, nel senso che avevamo vinto e quindi adesso che è cominciato il girone di ritorno possiamo fare i nostri calcoli su quello. Avendo vinto adesso loro ti hanno recuperato 2 punti, però io ci aggiungo anche la classifica avulsa, perché sappiamo che in caso di pari punti si va allo spareggio, e quindi se ci sono poi 3 squadre si va alla classifica avulsa, e classifica avulsa vuole che in questo momento il Napoli ha fatto 4 punti e l'Inter 1. Però questi sono discorsi che vanno affrontati più là. Era proprio una questione anche psicologica, il non mollare, il non sentirsi inferiori, il non lasciarli andare e incoronarli noi, cioè tieni, qua sta lo scudetto, mettitelo subito, perché anche col pareggio del Milan se ne sarebbero scappati, perde 2 punti il Milan, perde 3 punti il Napoli, se ne sarebbero scappati. Il vantaggio ce l'hanno, però non abbiamo voluto fare la vittima sacrificale. Poi dobbiamo parlare anche di Conte, perché Conte è impazzito sul rigore e voglio sentire lui che dice, magari mi convince. Lobo un po' opaco, ma dobbiamo tenercelo caro. McHero va blindato, Højlund ancora rido a solo pensiero che veniva considerato soldi sprecati, lo scarto dello United. JJ Experience Delight, purtroppo l'Experience Delight finalmente lo abbiamo perso, nel senso che è arrivata l'ammonizione che insomma era in diffida e quindi per la partita dovrebbe scontarla col Parma, anche se è un recupero, fanno sempre questo macello con i calendari, comunque dovrebbe scontarla col Parma, quindi non abbiamo Juan Jesus con la prossima partita. Buongiorno deve salire di livello perché deve darci quelle sicurezze che Juan Jesus anche oggi ha dimostrato che ci dà.
Quindi bene Lang, e andiamo a parlare anche di Lang, perché Lang è entrato, ma no, voi non potete avere idea quello che ho detto nella reaction. Perché poi la reaction è molta tattica, no? Avendo noi immaginato a proposito, ringrazio tutti quelli che hanno visto il video sorpresa con Luca, il critico calcistico, e mi ha fatto molto piacere, perché sì, avremmo potuto, entrambi volevamo andare più a lungo, ma non potevo. E quindi però ci siamo immaginati una partita, e proprio in base a quella pre-analisi quello che stava facendo il Napoli non mi stava facendo impazzire, purtroppo non mi stava facendo impazzire. Comunque adesso ne parliamo. Per rispondere, attore, bene Lang, perché crede su quella palla che sembrava andare fuori, e non è la prima volta che fa una cosa del genere, proprio la palla che sta uscendo, lui che in spaccata la va a prendere, la rimette bene, e Scott fa il secondo gol, non banale, perché poi si deve coordinare là in mezzo al volo, non facile. Una live multicurrency, sterline, dollari. Vero, siete troppo bene. Allora, ringraziamo anche Daniele, grandissimo. Pareggio che sa di vittoria, rigore giusto. Dopo il primo quarto d'ora ho pensato, ora ne fanno 2 o 3. Poi Scott mette tutti d'accordo, ma sottolineare i 2 assist di Elmas, Principe Lang risorto, sì. Ed è là che noi avevamo un pochino individuato, dice, dov'è che il Napoli può far male, specialmente sulla sinistra, dove Luis Enrique è attaccabile e dove Bissek può avere un momento di defiance, le lunghe leve, può, a volte se lo punti puoi sbilanciarlo. Ed è bravo la Spinazzola, bravissimo Elmas che fa quell'inserimento, palla che io pensavo fosse Højlund, ma è arrivato McTominay. È incredibile come il mediano McTominay riesca ad andare poi anche a riempire l'area. Ci prendiamo un rischio sicuramente, ma qualcuno lo deve fare, perché altrimenti con i piccoli Politano non sei efficace. E invece così sì, così grande soddisfazione. Lo sapete che Scott in qualche modo ha anche bisogno dei gol che gli ricaricano le batterie e le energie. Chiedete scusa a JJ, chiedano le scuse a JJ, ovviamente non qua. Oh logo, usciamo dalla Champions e facciamo il triple, ma se usciamo da... Ah, tu dici perché la Supercoppa? Ma la Supercoppa purtroppo vale per l'altro anno, o meglio, no, forse no, vale per l'anno corrente. Il triplettino. No. Non accetto. È una questione, al di là del prestigio, è una questione proprio economica. Il Napoli deve andare più avanti possibile per fare più fatturato possibile, perché altrimenti l'anno prossimo con il mercato stiamo inguaiati. Dobbiamo veramente fare il possibile, andare avanti, e ve lo dico anche in prospettiva, un secondo posto, volendo, se non riesci a vincere, secondo posto è meglio del terzo, è meglio del quarto, per una questione proprio di pochi milioni, perché tu devi andare a recimolare questi 20 milioni di differenza che non ti fanno fare mercato, lo devi fare anche per l'anno prossimo, quindi non scherziamo. Ovviamente dov'è che aumenta il fatturato, dov'è che aumenta il merchandise, dov'è che aumentano i tifosi? Con le vittorie, è chiaro. Quindi se riesci a fare il massimo in campionato si deve fare, però anche in Champions non possiamo permetterci di snobbare, di uscire di proposito. Di proposito no, se usciamo è perché non abbiamo fatto una grande Champions, e lo accettiamo, e poi riversiamo tutte le energie nel campionato e nella Coppa Italia, perché parli di triplete vuol dire che ti interessa anche la Coppa Italia, e anche a me. Questo è vero, caro Xardian, sì, e là dobbiamo vedere che cosa succede. Noi diciamo, te lo tolgo il messaggio così non ci leggo. Luca è un gran talento. Luca è un giocatore che se trova l'allenatore giusto, la squadra giusta, esplode e farà gol a raffica. Prendetevi Luca, noi siamo generosi, noi non voglio essere cattivo, però è la verità, è una questione che non si sono presi l'ambiente, l'allenatore, lui, insomma, non funziona. Giù le mani da Lang, sì, lo ripeto, e io a un certo punto nel pensare, perché il problema poi quando l'Inter aveva di più la palla nel primo tempo
erano gli accoppiamenti dove è tornato Lobotka su Çalhanoğlu, quindi il regista sul regista, e Beukema doveva uscire su Zielinski. Quella è una roba che, se lo fai bene, se Beukema sta benissimo, allora sì, può funzionare come fu per la partita con la Juve, ricordate, su Thuram doveva salire il braccetto. Se stai bene, se stai benissimo, può funzionare. Altrimenti io tendevo a preferire, mentre guardavo la partita, pensavo come ti puoi disporre per fare in modo che Elmas vada su Çalhanoğlu come abbiamo fatto contro la Lazio. Ovviamente è un altro modulo, quindi Conte ha avuto un'idea diversa, però l'unico modo era mettersi a 4, togli Elmas, togli Beukema, metti Lang su Bissek, Elmas si abbassa su Çalhanoğlu e tieni i tre, Lobotka, Elmas e McTominay contro i tre centrocampisti loro, le ali contro le ali, no, il portiere del Genoa e i 2 contro 2. Però, mentre vi dico questo, che era un'idea mia, mentre sto in reaction, mentre sto come un pazzo, mi rendo anche conto che Conte si sarà misurato la palla e invece di fare questo, che significava 1 contro 1, o vinci il duello o lo perdi, secondo me ha voluto dare una mano a Rrahmani e a Juan Jesus, mantenendo un altro difensore che poteva poi andare a raddoppiare, perché se lasci l'1 contro 1 Thuram e Lautaro ti possono fare male con gli inserimenti di tutti. Quindi l'idea non era sbagliata, solo che Beukema doveva fare un po' meglio. Questo lo dobbiamo dire, perché quando poi parliamo delle scelte dell'allenatore, dobbiamo ragionare anche su queste cose qua. Devo vedere questa cosa qua, perché sennò Ludovico, allora fammi capire. Devo aprire perché qua non esco, non ho capito. Ico, sì, Ico. Esatto. Esatto. Fammi leggere perché mi sembra giusto. Partita intensa e vinta in piedi. Vinta in piedi, ricorda Lang, questa cosa qua. Inter un po' più forte, ma il Napoli molto più deciso, anche molto maschia, e il Napoli l'ha tenuta molto bene. Grazie Ico e grazie a tutti. Oggi ti ho dato la distinta in anticipo, comunque Conte non parla Stellini. Adesso sta parlando Stellini? Mario, sì, chapeau, perché Mario ci dà... Ecco, questo posso fare uno spot per... Abbonatevi al canale Azzurro Fluido se volete la formazione in anticipo, perché il Napoli la posta, i social, tutti i giornalisti la postano un'ora prima della partita, a noi arriva 1 ora e 1 quarto. Prima della partita noi già sapevamo di Beukema, di Lang, di JJ, di Lang in panchina, di JJ. Lo sapevamo già. Solo chi è abbonato al canale lo può sapere già. Se avete questa fretta, già sapevo Napoli. Solo qua. Quindi se Conte non parla Stellini, secondo me fa bene. Secondo me fa bene a non parlare. Secondo me perché oddio. Se l'ha rivisto e capisce che il rigore quello là si dà, avrebbe anche potuto andare a parlare e abbassare lui i toni, proprio per evitare che poi gli dicano le cose. Però è stato molto violento nei confronti di Colombo. Fatemi il clip, mandatemi il clip, perché in qualche modo io lo recupererò, perché il clip di Conte che urla proprio al piccione, perché c'era il piccione quarto uomo, e gli urla in faccia è sbagliato, non si fa, però è di una soddisfazione senza precedenti. Quindi non lo so, avrei preferito sentire lui, per dare a lui modo di abbassare i toni, di non farlo accusare, perché lui parla o non parla, comunque ricamano su Conte, lo sapete. Non c'è salvezza, e quindi diranno qualsiasi cosa, faranno vedere la maglia bucata di Thuram, Juan Jesus ha preso un altro, ve lo posso già dire, quello che diranno su Twitter i fantasmagorici, perché sono fantasmagorici, sono opinioni fantasma, e sono cose che insomma, che io dico, se tieni la spunta blu e ci fai pure i soldi, dilla. Puoi anche non farlo, pensa, ti dico pure questo, puoi anche non farlo,
Pensa un poco come... Però se proprio non puoi e lo vuoi fare e la vuoi sparare grossa, così hai un sacco di insulti o un sacco di interazioni, almeno fatti la spunta blu, ci fai una cosa risolti. Puoi anche non farlo. Questo è. Allora, il piccione sì. Assurdo, Napoli-Inter e Milan-Genoa. 2 step on foot uguali. Ah, ok. E vedi, qua è diverso. Qua è diverso, Nello, e fate bene a dirmi tu, perché io poi non posso ricordarmi tutte le cose. Milan-Genoa c'è stato uno step on foot uguale non chiamato, sempre con Di Paolo al VAR. E allora, Open VAR, che ancora non ha parlato, perché Open VAR solo il martedì. Allora che facciamo? Quella partita là la saltiamo? E là è un altro paio di maniche. Vuol dire che c'è lo stesso episodio valutato in 2 modi diversi. Là uno ha tutto il diritto di pigliarsi collera. È così. JJ e Højlund monumentali. Scott immenso. Partita assurda. Loro 2 gol su 2 errorini nostri. Giusto dirlo, Miche. Ribadirlo, facciamo bene. Per cronaca, insomma, il primo gol... Scott controlla quella palla in maniera un po' morbida. Non lo so se Lobo poteva evitare di dargliela. Ecco, dobbiamo decidere tra Lobotka e Scott, quindi 2 nostri eroi. Che in quel momento magari Scott era pressato, Lobotka avrebbe potuto darla da qualche altra parte, o Scott avrebbe potuto controllarla più alla Lobotka, che in qualche modo riesce sempre a proteggerlo quel pallone. E là il gol arriva così, perché l'Inter riaggredisce e recupera quel pallone. Pareggio che sa di vittoria 2 volte sotto al San Siro e la recuperi senza cambi. Bravo, perché poi a un certo punto, quando arrivano i cambi dell'Inter, ti rendi conto, chi si possa mettere a Carlos Agus, possono mettere a Bonnia, a Pio Esposito, Mkhitaryan al posto di quelli. Si è fatto male Çalhanoğlu, Susic, ti rendi conto che insomma anche il mercato che loro hanno fatto lo stanno utilizzando, e se li trovano e noi ci guardiamo indietro, Paco, tocca a te, mettiamo a Mazzocchi dentro, perché non c'era più nessuno. Si è rivisto Vergara, ma insomma, onestamente stiamo facendo delle cose che vanno oltre il normale, vanno oltre, e va sottolineato, perché Wagyu possiamo anche perdere un pochino il contatto con la vetta, però non dobbiamo... Poi io devo mantenere idealmente il morale dei ragazzi alto, devono sentire che devono lottare fino alla fine, perché non possiamo perdere contatto. La quota Champions sarà altissima, quindi dobbiamo... Ci siamo ancora, capitemi? Ci siamo ancora per lottare, perché non li abbiamo fatti scappare, ed è bello. Poi vincere a San Siro, da quando era? 2017? È difficile, storicamente non è una cosa che noi facciamo abitualmente, quindi in queste condizioni... Dobbiamo 700 quanti? 730 spettatori e 300... Buonasera amici bellini, amiche belline. Sarò brevissimo. Partita eroica, partita spettacolare. Per me questo pareggio profuma di vittoria, perché per come è stato ottenuto, per la fatica con la quale è stato ottenuto, e soprattutto considerando gli uomini che abbiamo, che siamo veramente decimati dagli infortuni. Consideriamo che abbiamo fatto solo 2 cambi e sono entrati Mazzocchi e Lang, quindi abbiamo detto tutto. Un McTominay monumentale, un Højlund guerriero, un Juan Jesus sembrava Beckenbauer, cioè una cosa impressionante, veramente un grazie grande quando una casa a questi ragazzi. Un arbitraggio giusto, dicevano subito, l'arbitro ha preso la decisione corretta, il rigore c'era e quindi niente da dire, non facciamo discussioni su questo. McTominay voto 10, Lang voto 8 perché si è riscattato di una stagione fino adesso deludente, con un assist spettacolare, importantissimo. Detto questo, forza Napoli, sempre. Un abbraccio a tutti. Buonanotte. Grazie Daniele, assolutamente sì, sono d'accordo. Qua la memoria, purtroppo la memoria, perché quando parliamo di queste decisioni qua,
che sono abbastanza nette, chi ha più memoria può comparare. Io ne ho di meno. Step on foot a palla lontana, Simeone proprio a San Siro contro l'Inter dell'ultimo minuto. Non me lo ricordo. So che tu c'hai il cervello fresco, caro Perrone, quindi sicuramente hai ragione, e sicuramente se quello non l'hanno valutato, fai il paio con tutte le cose che non hanno valutato, oppure con gli stessi interventi che una volta diventano valutati e una volta vengono ignorati. Aggiungo, queste sono cose che quando stai in casa, probabilmente con tutto lo stadio che ribolle, anche il VAR si sente di non poter lasciar correre e di controllarle queste cose qua, anche se hai un dubbio, se non ce l'hai. Il problema sarà sempre quello. Io lo accetto, vedi come dice Dani, il rigore c'è, eccetera, lo accetto senza protestare. Abbiamo visto cose veramente schifosissime nella giornata scorsa. Io questo qua lo accetto. È chiaro che se mi guardo dietro e trovo gli altri rigori simili non chiamati, è chiaro che vado in freva. Ma è che stavo parlando, è normale che sia così. Non c'è scampo. Ciao Valerio, scusami, ma secondo te, se quello è un fallo in area e però riesci a tirare non una ma 2 volte, non è come se fosse una sorta di vantaggio che si è concretizzato? Perché poi dare il fallo? Ormai hai avuto il vantaggio e hai tirato 2 volte. Sono d'accordo. Ecco perché ti parlo di regolamento. Perché quello che hanno trasformato gli step on foot in fallo, quando lo step on foot c'è sempre stato nel calcio. Lo step on foot è una palla contesa dove tu atterri con il piede, non è che sei andato per scarpesargli il piede, atterri con il piede dopo aver provato a prendere il pallone e ti sei ritrovato il piede sotto dell'avversario. Lo step on foot non è mai stato un fallo, è un contatto di gioco. Ora, se parliamo di contatto di gioco, e che stiamo parlando? Voglio essere chiarissimo su questo. Non mi lamenterò in reaction e lo accetterò semplicemente quando voi la vedrete, semplicemente perché ne ho visti di dati, e quando vediamo quelle immagini là, l'unica speranza è Rachmani, speriamo che ha preso il pallone di modo tale Support che... from Enzo Carbone. Mi sono perso Enzo Carbone. Aspetta, Enzo Carbone. Capitemi, quindi, visto che ne ho visti dati così e sono rigori abbastanza assurdi, che dovrebbe essere previsto nel gioco del calcio, che c'è un contatto, quel contatto di gioco vero e proprio. E hai ragione, si concretizza il vantaggio, quello non l'ha visto proprio però, Doveri non lo vede, si concretizza il vantaggio, tiri una volta, tiri 2 volte, il vantaggio si è concretizzato, non ti è andata bene, azione finita. Questo, il calcio è il calcio. Il regolamento l'hanno cominciato a spaginare, l'hanno cominciato una foglia di cipolla alla volta, una sfoglia alla volta, e si è arrivate che seppur sfiori un pochino, sono rigore! Tutti che si buttano a terra, che piangono. Ecco perché alle volte bisogna intervenire sul regolamento, alle volte dovete far vedere le immagini giuste, alle volte si può ragionare se a livello regolamentare... Una cosa è che tu mi fai un fallo a palla lontana anche quando, dopo che hai tirato, io ti prendo, ti do una gomitata oppure ti entro nelle gambe. È rigore, è condotta violenta. Quella non è una condotta violenta, non è imprudenza, è semplicemente ho provato a prendere il pallone, mi hai anticipato, hai continuato perché la palla mi hai anticipato, la palla è tua. Questo è il ragionamento sul regolamento del gioco del calcio. Secondo me è così, poi ditemi voi come la vedete. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. È appena finita la partita, madonna mia, che dire, sarà un minuto di Scott McTominay. Scott McTominay. Raga, è qualcosa di incredibile. Onestamente anche Lang bene con l'assist perché ci ha creduto su quel pallone, è mentalizzato, non si può dire niente. Poi no, abbiamo parlato di tantissimi piccioni, però l'arbitro ha arbitrato bene, onestamente non si può dire niente, il rigore c'era, e anche il giallo a JJ che ha fatto un partitone veramente senza nessuna comprensione, così come Højlund, ma in generale stasera siamo stati bravi. Abbiamo sbagliato un po' di uscite, ma quando siamo riusciti a mettere palle a terra a giocare siamo stati bravi, tranne i primi 25 in cui dopo il gol siamo andati proprio in panico. Esatto. Però devo dire siamo stati bravissimi.
I primi 25 pure li dividerei, perché all'inizio non eravamo andati malissimo e li tenevamo anche belli alti col pressing, cioè noi eravamo alti su di loro. Dopo il gol loro ci hanno aggredito e siamo andati un pochino nel panico noi. Fammi capire, perché non mi voglio perdere Enzo Carbon, e ringraziare Claudia. Conte oggi è da rosso perché rovina una bellissima prestazione, ma noi lo perdoniamo. Io felice. Tu dici quella reazione che fa. Io sono d'accordo, nel senso che poi purtroppo io lo capisco, lo godo, mi fa anche godere in quel momento, però so le conseguenze che può portare. E quindi in quel momento, come noi possiamo dire a Mazzocchi non perdere la calma, perché in quel momento ci metti in difficoltà, come noi possiamo dire a Elmas sei un santo che non hai reagito con una gomitata dopo la strangolatura, dovremmo dire a Conte cerca di evitare, perché comunque adesso perdiamo Conte per la prossima partita, loro ci faranno tutta una... e si dimentica, perché nel racconto del calcio i giornalisti che di calcio non ne capiscono, o meglio non perdono tempo a studiarsi i dati, a vedersi le partite per bene, la buttano anche loro in caciara. E allora sentirete analisi di Napoli, di Inter-Napoli, Conte nervoso che se la prende la comunicazione, come si permette, invece di parlare di tutto quello che si è fatto, invece di parlare di Beukema che sull'uscita di Lag. Capite? Per questo non mi dispiace e sono d'accordo con Claudio. Lo perdoniamo, però non era il caso. Enzo Carbone senza messaggio, però ti mando un bacio. Enzo, ti mando un bacio. E quello che mi hai detto in privato era proprio quello che sentirai in reaction, perché questo è stato. Bravo, può essere, sai, scusami Rob, adesso ti recupero. Può essere che era un cumulo. Può essere che è montata una rabbia generale perché ti sei sentito defraudato là e hai abbassato i toni, non ne hai voluto parlare più di tanto e adesso sei scoppiato perché dici ce la stiamo giocando, stiamo facendo l'impossibile, anche con grande orgoglio li teniamo là, stiamo anche giocando un pochino meglio nel secondo tempo e adesso deve essere tutto rovinato così. A che rigore che ha tirato Cialanoglu, diciamo anche questo, perché a uscire fortissimo, palo gol, mamma mia. Hanno fatto 2 gol loro bellissimi, spettacolari, bisogna dare atto agli avversari quando fanno dei bei gesti tecnici, e questi erano sicuramente 2 bellissimi gesti tecnici. Avevo preso Rob, non me lo voglio perdere. Grande partita di tutti, con un po' di freddezza e Højlund Di Lorenzo cambia tutto. Sì, Højlund quel tiro che bacia il palo e il colpo di testa di Lorenzo. Mi sono perso la tua super chat. No, non esiste. Fammi tornare indietro. La troverò. Eccola qua. Vedi che i VMux funziona bene. Daniele Michele Midori. Inter ultime 13 con Milan, Juve e Napoli, 7 pareggi e 6 sconfitte. Siamo fragili mentalmente. Dobbiamo avere fede. Vedi, amico mio, qua mi fa piacere che mi fai ribadire una cosa. Io dico una cosa forte agli amici bellini nel gruppo a un certo punto, prima della partita, dico non vorrei segnare subito, non la vorrei, che è una cosa assurda, dice non la voglio svegliare subito, perché se andiamo noi in vantaggio, un po' alla Oronzo Canà, no, è proprio perché a un certo punto li incattivisci, loro sanno di avere 90 minuti davanti, ti aggrediscono come i pazzi e se poi la recuperano... tutto lo stadio diventa il doppio della forza. Avrei voluto, nello scenario mio preferito, una partita in equilibrio almeno fino al 60° e poi te la giochi sui nervi contro un Inter che, visto che il problema quest'anno sono gli scontri diretti, se li porti che loro li spunti, cioè non riescono a essere pericolosi per un'ora, si possono innervosire e là tu puoi avere più quell'orgoglio, come dire, scudetto, l'avete perso l'anno scorso, l'avete perso voi l'anno scorso, non l'abbiamo vinto noi, quest'anno lo vinciamo noi. Ecco perché avrei voluto quello, perché l'innervosimento può esistere nel momento in cui si crea un tabù. Loro ci hanno messo un po' di tempo a scrollarsi di dosso la Champions, il mondiale per club. Adesso hanno ripreso a fare i filotti, però non li abbiamo mollati, non abbiamo voluto lasciarli andare e siamo stati là. E quindi questo è importante, secondo me.
alla fine della partita l'Inter resta in vantaggio con un bel vantaggio, questo c'è da dire, ma credo che, visto che è successo in casa loro, visto che noi in casa nostra abbiamo vinto, secondo me un po' più soddisfatti i nostri potrebbero essere. Poi noi come tifosi abbiamo modo di analizzarla e di vederla in qualsiasi modo, ma sto parlando dei ragazzi, cioè come la vedono, come la vivono questo pareggio, come se lo sentono, tornano a casa. Ho visto Scott sorridere alla... Capito? Il pareggio col Verona, Scott prende il premio del migliore in campo, però sta incazzato nero. Mentre con l'Inter l'ho visto sorridere col premio del migliore in campo, perché sa, oltre ad aver fatto 2 gol, l'importanza che hanno di non perdere sta partita. Giancarlo, Conte nell'Olimpo degli allenatori come Carletto Mazzone, sul rigore paga la sceneggiata dello strisciato. Questo è un altro paio di maniche, nel senso che è chiaro, il pestone può far male, i tacchetti, tutto quello che vuoi tu, però sono atleti che, insomma, una volta che si alza il piede non devi fare niente. Quando il pestone va sul tallone o sul tallone da killer, sul tendine da killer, là fa malissimo, oppure sulla pelle nuda, scarpa su scarpa, onestamente, urlare e rotolarsi. Però sappiamo anche che se non urli e non rotoli, se non urli e non rotoli, magari non lo vanno a vedere, perché si sa che è così, che togli un problema al VAR che nel dubbio dice l'arbitro non ha visto niente, andiamo avanti. Con lo stadio che urla, loro si sentono in diritto di fare, non è la prima volta. Anzi, voglio fare un applauso a Barella, che riceve un falletto da Elmas, non fa sceneggiate, gli dà la mano, e per una volta diamo il fair play a Barella, che non ha fatto sceneggiate, che di solito è il migliore in questo. E poi mi porto anche la soddisfazione che Lautardo il bugiardo non ha segnato e ha steccato un altro sconto diretto. Questo è importante, che col Napoli è tanto tempo che non segna. Tutti grandissimi stasera, per me arbitraggio della stagione, miglior arbitraggio della stagione della Serie A, e questo è il modo in cui si dovrebbe arbitrare. Fai giocare, anche questo è un ottimo spunto, perché alcuni contatti dove magari entrambe le squadre volevano il fallo, lui ha tenuto un metro che è stato lo stesso per tutta la partita. Nel secondo tempo ha cominciato a fischiare un po' di più per non farli esagerare, e ci poteva stare. Questo 2-2 vale come l'1-1 dell'anno scorso, secondo me. Sì, solo che la differenza è che l'anno scorso era pareggio da una parte e pareggio dall'altra. Adesso noi abbiamo vinto all'andata e pareggiato. Per la classifica avulsa è bellissimo, perché è chiaro, no? Hai fatto 4 punti e l'Inter 1. Per quella che è la classifica Guido, per bissare i punti che farai all'andata, adesso lo sapremo con la partita con il Parma, quanti punti abbiamo fatto all'andata, per bissare tu devi almeno, per fare gli stessi punti per 2, devi almeno confermare quelle partite dove hai già vinto. Quindi la partita con l'Inter doveva essere una vittoria per raddoppiare il punteggio del girone d'andata e magari aumentarlo vincendo col Torino, vincendo con il Bologna, vincendo con il Como e vincendo col Verona e con l'Udinese. Queste 5 partite sono le partite che tu puoi migliorare, le altre le devi vincere col Milan. Quindi è difficile, è un concetto che Guido ha cominciato ci ha regalato un paio di anni fa, ed chi lo segue si trova almeno con i calcoli che si può fare per avere un'idea del tetto della quota scudetto. Posso dire che forse andò pick the wrong battle. Avrei voluto vederlo così incazzato col Verona. Ma secondo me neanche lui aveva visto bene, perché ci è voluto il secondo giorno per vedere bene tutte le immagini. Scott comunque infortunato dall'andata per quel problema. Hai ragione, Valentino, è un macello. Io spero che possa resistere almeno per quando torna Anghissà. Uno dice torna Anghissà, fai giocare Scott McTominay. No, secondo me quando torna Anghissà McTominay sa da 70 poco. Si deve sedere e riposare un attimino, oppure continuare finché non si fa male, non lo so. È veramente eroico, è veramente stoico, ed è veramente una cosa al limite della commovenza. Scott. Ciao a tutti, partita da campioni d'Italia. Chissà se passavamo in vantaggio. Te l'ho detto, secondo me
Secondo me era peggio. Non amo le polemiche, ma i portieri devono parare. Il primo gol, datemi Meret. Valerio, nessuno tocchi questi ragazzi. Amico mio, lo sai, io li difenderò fino alla morte, anche quando fanno delle partite non eccezionali. Dobbiamo ricordarci che sono esseri umani, sono ragazzi che ce la mettono sicuramente tutta. Soprattutto dopo quello che è stato il discorso di Conte, non abbiamo dubbi sotto questo punto di vista. Ho visto gol, onestamente, adesso, vedi, nessuno tocchi questi ragazzi, io ti dico, non toccarmi Milinkovic, secondo me ha fatto un gol incredibile Di Marco. Milinkovic sta chiudendo il primo palo e l'ha chiuso, è passato nell'unico centimetro utile per farlo finire col palo interno e gol. Non credo che Meret con Meret sarebbe stata una cosa diversa, onestamente. Abbiamo visto gol presi da Meret, li vediamo presi da Milinkovic-Savic, abbiamo visto grandi parate da parte di Meret e grandi parate da parte di Milinkovic-Savic, che ci aggiunge. Io l'unico distinguo che faccio è che Milinkovic-Savic per 2 volte, anche oggi, ha messo Højlund in porta con un rilancio. Lo ha messo direttamente con un rilancio. Rilancio, Akanji cicca l'intervento, Højlund sta in porta. Questo Meret non ce l'ha. Tra i pari magari Meret c'ha più la parata spettacolare, anche il miracolino ce l'ha Meret, lo ricordo, di meno forse Milinkovic-Savic. Però mettendo tutti e due sul piatto, io sono abbastanza contento che abbiamo preso Milinkovic-Savic, onestamente. Allora, da portiere, Milinkovic non poteva nulla sul tiro di Di Marco. Accetto. Allora, quello che mi dici tu da portiere, qualcuno da portiere può anche dire io l'avrei parato. Siamo liberi di pensarla. Io credo che quel tiro là merita solo gli applausi. In generale, ascoltiamo un altro vocale. Mi viene da piangere perché uno dopo Cavani, dopo Mertens, dopo Hamsik, dopo Kvara, uno pensava di indurirsi il cuore, ma poi ti arriva in squadra questo scozzese, questo ragazzo veramente d'oro, non solo per doti tecniche ma anche per mentalità. A parte l'errore che io penso sia più un passaggio di merda di Lobotka, dove secondo me McTominay ha anche provato a risolvere spendendo il fallo. Subito dopo il rigore un po' volevo lamentarmi dei cambi che infatti poi ci sono stati e Lang ha fatto un gesto pazzesco secondo me, cioè, sia per averci creduto in quel pallone, sia per come lo ha recuperato, è stato fondamentale, quindi molta importanza anche a Lang. Partitone anche di Elmas. Ti fermo un attimo su Elmas. 800 spettatori, 500 like. Wagyu, vabbè, può essere che molti degli spettatori non siamo nemmeno dei nostri. Può essere che qualcuno sta guardando così, simpatizzanti, antipatizzanti. Potrebbe essere. Voi, se siete dei nostri, alzate il livello. Per sfizio, perché poi queste partite, sapete, queste sono le partite dove si fanno i numeri e dobbiamo farli. Abbonamento in regalo in live. Parole di Stellini. Chi si è abbonato? Che è successo? Star? No? Super chat nemmeno? Non esce? Ah no, forse esce. Antonio Triax, gifted one azzurro fluido membership e il ricevitore è stato Cap 452B. Ricordo a tutti gli abbonati di iscrivermi sempre in privato, così posso aggiungervi al gruppo Telegram. Se poi vi piace, rimanete. E se non vi piace, potete tranquillamente lasciarci dopo un mese. Però è sfizioso perché avete almeno, sapete, la formazione prima. Parliamo delle altre partite, parliamo di Stranger Things e non dico solo la serie TV, ma proprio parliamo di cose strane, delle cose più strane, ne parliamo veramente di tutto. E come ci soffre Anna Muri? Dovete capire che Anna Muri è un'esperta di atolli, se non sbaglio, una ricercatrice, si chiama Anna Muri, ed questa è un'altra cosa che solo che ci soffrono, caro Nick. Non avevo dubbio, ho pochi dubbi al riguardo. Finiamo Massimo. Tempo, e credo per la prima volta da quando si fa questo giochino con la community delle votazioni, dare il premio Minciu a Lobotka, che è stato disastroso, così come lo sono stati a tratti Politano Di Lorenzo quasi per tutta la partita. E sempre adesso anche Beo, ma a cui do, diciamo, il beneficio del dubbio perché è appena rientrato dall'infortunio, quindi voglio capire perché Buongiorno sta facendo così schifo da non essere neanche tenuto in considerazione. E sempre bravo, cioè questa poi è una domanda legittima che ci dobbiamo fare. Secondo me il problema poi sarebbe stato avere un altro
mancino a sinistra, a destra, perché non lo voglio perdere Rachmani, è una possibilità mettere Rachmani, braccetto, spostare Buongiorno al centro, così, però Rachmani al centro è, secondo me, qualcosa che Conte non vuole perdere, perché ti gestisce un po' tutta la difesa, ha preso le misure, sarebbe un peccato probabilmente togliere Rachmani dal centro del terzetto. Beukema, peccato. Ecco, se tu mi dici Lobotka disastroso, non me la sento, onestamente, onestamente, non abbiamo visto due partite diverse. Poi vedrò i numeri, magari qualche passaggio sbagliato sicuramente, qualche duello perso, non c'è dubbio. Però se devo scegliere il premio Micio in questo momento va Beukema. Così, a volo, se devo guardare quelli che abbiamo sofferto parecchio in generale sulla fascia destra, anche Di Lorenzo poteva giocare meglio, lo stesso Politano. Poi Politano poi lo zampetto ce l'ha messa con quel cross, sa da ricevere. Però no, sull'Obbo non sono d'accordo. Non lo so, la rivedrò come sai e poi ti farò sapere. Fabio Ciao Valerio, Versati. buonasera amici bellini. Senza 7 giocatori titolari che potevamo cambiare la partita in corso, magari cambiare la formazione principale titolare, abbiamo dominato a Milano. Højlund purtroppo ha sbagliato quel gol, Di Lorenzo non si capisce cosa ha combinato, i rumori sotto scusate, ma partita incredibile del Napoli. E io sul gruppo l'ho detto, abbiate fiducia che Conte queste partite non le sbaglia mai, e così è stato. Così è stato, altri rumori, sì, non si festeggia perché c'è un amaro in bocca incredibile, perché questa partita era vinta per come ha giocato il Napoli. Siamo la squadra più forte, ma non solo tecnicamente, perché proprio pur senza numeri di giocatori in campo siamo i più forti, e questo è il commento da tifoso, commento equilibrato. Peccato per il 2-2, poteva essere gestita meglio, peccato. Che bello, le due anime del Fabio Versatile, tra gli hats di Fabio che non potete sapere, e gli sticker di Valentino. Non lo so, amico mio, pure io secondo me Lobotka non ha giocato male, poi vediamo pure Guido che ne pensa, però non lo so. Partita eroica, e poi c'era un messaggio bello, non me ne vergogno, Salvatore, ma a 23 anni al gol di Scott mi sono commosso così come al gol di Koulibaly contro la Juve, può essere una bandiera del Napoli. Lo spero tanto, anche perché noi abbiamo bisogno, lo ripeto, abbiamo bisogno di idoli. È chiaro che arrivano dei momenti in cui se ti arrivano offerte incredibili devi approfittarne al momento giusto per farci però il calcio è anche emozioni, e le emozioni te li danno alcuni giocatori te ne danno di più di altri, e Scott è uno di quelli che queste emozioni ce li dà. Lasciateci almeno 1 o 2 idoli da poter venerare, poi gli altri li portiamo su insieme a tutti gli altri, figuriamoci. Ognuno poi ha il proprio giocatore preferito, però se ce n'è uno che vorrei blindare e vorrei vedere anche con la fascia di capitano, perché sta imparando anche l'italiano, sta prendendo la squadra sulle spalle, è proprio Scott, che dà una partita eroica, è proprio l'immagine di Scott McTominay. Oggi sarebbe bastato Neres e mancano ancora Lukaku, chissà, KDB e Gilmour. Aka, non hai torto, con un Neres là al posto di Politano, scalando tutti. Già se tu Neres al posto di Beukema, abbassi Di Lorenzo, abbassi Politano e Neres vicino a Højlund, sarebbe stato veramente, saremmo stati ancora più pericolosi, avremmo dato una preoccupazione in più all'Inter sicuramente. Però sono veramente abbastanza soddisfatto da tutto quello che abbiamo fatto e non fatto fare. Ciao Valerio, ciao a tutti gli amici bellini. Che dire, partita soffertissima, pareggio secondo me giusto. Loro hanno avuto tante occasioni, noi un po' di meno, ma quelle che abbiamo avuto sono state nette. Partita sontuosa da parte di tanti dei nostri. Juan Jesus è stato eccezionale, Højlund ha fatto una partita di sacrificio e di lotta incredibile contro una difesa veramente forte, ma tutti hanno giocato bene, Politano, Spinazzola, forse Di Lorenzo e Beukema un pochino in ombra in alcune situazioni, però tutto sommato hanno giocato tutti bene. Lang incisivo, quella palla credevo fosse persa, invece l'ha presa bene, poi McTominay non so come cavolo l'abbia tirata dentro con una torsione assurda. Davvero un punto importante, perché loro dopo il rigore pensavano di averla chiusa e invece gli abbiamo dimostrato che stiamo lì, che nonostante i tanti infortuni siamo lì e lottiamo fino all'ultimo come l'anno scorso.
Beh, bello, sì, sì, assolutamente, è proprio così. È giusto esaltare anche Lang, perché lo diciamo spesso, sta facendo benino, però ci aspettiamo qualcosa in più. Questa è proprio una zampata che lui mette sul risultato. Se il Napoli non perde a San Siro è anche grazie a Lang che crede in quel pallone e lo rimette in mezzo. Poi Scott ovviamente lo deve segnare, ma se Lang non ha mentalità di credere in quel pallone, quella palla a Scott non arriva. Quindi dobbiamo dare, lo so, a volte sembra esagerare anche in positivo così, però io ho rivisto ultimamente degli highlights di Lang col PSV. Guagliù era un giocatore proprio sfrontato, proprio un guappo in mezzo al campo che scarta, fa... Adesso è un giocatore molto più pacato, tranquillo, perché si sta cercando di ritagliarsi il suo spazio con umiltà. Proprio il contrario di quello che lui, così come lui ha cominciato, cioè presentandosi a guascone, insomma, a sbruffone, vi alzerete dalla sedia, ha fatto proprio un passaggio di atteggiamento, di grande umiltà, abbassato, e secondo me io vorrei anche un po' più di sfrontatezza. Però diamo soddisfazione ai ragazzi anche sui social perché se la meritano. In una serata dominata da Scott e Rasmus vedi, non l'avevo manco letto, e proprio questo ho detto. Voglio celebrare Noah Lang, giocata pazzesca sul 2-2. È bellissimo. Io senza leggerlo l'avevo selezionato e ho detto, però fammi dicere sta cosa su Noah Lang che è importante. Si è tenuto il posto. Bene. E il fatto che abbia giocato Beughem, io ve l'ho spiegato, secondo me, perché, qual era l'idea dietro che porta a Conte mettere Beughem là, per non lasciare l'uno contro uno a tutto campo, perché l'Inter forse sta meglio fisicamente. Secondo me è proprio una scelta consapevole e scientifica, nel senso, si vedono i dati, si vede che l'Inter è più fresca, si vede che noi abbiamo un pochino in affanno, abbiamo speso tanto per recuperare la partita col Verona, e quindi aggiungere allo stress della partita a scudetto ci aggiungi poi gli scontri fisici uno contro uno, poteva essere un rischio. Invece così ti sei coperto un pochino, e se Beughem avesse fatto una partita un pochino più pulita, un pochino più fresco nelle marcature, negli appoggi, secondo me avremmo potuto fare anche meglio. Quindi l'idea non era sbagliata, nonostante, facendo i calcoli così da casa, comodi, metti Lang, sposti questo, tutti i giocatori al suo posto, e invece per fortuna l'allenatore è Conte, noi ne parliamo pre e post partita, ma la partita da Fais. È giusto che sia così, e lo preferisco. Valentin. Ciao Vale, ciao amici bellini. Secondo me punto non d'oro, di platino per quanto mi riguarda, ma proprio a livello di forza mentale stasera, perché per me l'approccio è stato buono, abbiamo fatto 10 minuti secondo me dove eravamo messi meglio in campo noi, poi preso il gol, 20 minuti non abbiamo capito niente. Per me la catena di destra, Beughem, Di Lorenzo e Politano, disastrosi secondo me in primo tempo, cioè finché non è uscito Beughem là abbiamo sofferto tantissimo, perché Di Marco ci è scappato spesso, Thuram a qualche volta pure è scappato, però in marcatura singola JJ e Amir sono stati secondo me quasi perfetti. Un'altra prova secondo me molto molto buona di Juan Jesus, con quel giallo speso alla fine li fa alzare almeno di mezzo voto in pagella, ma molto importante mentalmente secondo me. L'hai ripresa 2 volte, comunque diciamo dopo il rigore rischiavi di andare ancora più sotto a livello psicologico. Sì. Scott dopo quei primi... Questa è la classica partita dove Conte in conferenza dice quella cosa che il secondo gol avrebbe ammazzato un toro, avrebbe ammazzato chiunque, ma noi questi ragazzi, e dai soddisfazione ai ragazzi. 20 minuti giocati secondo me non bene, perché anche sul primo gol probabilmente forse il passaggio di Lobo non era perfetto, ma anche lui non benissimo. Poi ha deciso che doveva salire su un altro livello Scott, e veramente un'altra prestazione secondo me enorme, e altra prestazione senza senso l'ha fatta Højlund, cioè Scott rileva il premio Riali perché ha fatto 2 gol, ma altrimenti Rasmus se lo portava a casa senza ombra di dubbio, veramente. No, è vero, comunque contro il miglior difensore che tutti stanno dicendo, MVP del campionato, Akanji ha cambiato l'Inter, è vero, perché comunque ha un impatto pazzesco. Højlund gli ha tenuto testa, l'ha superato molte volte, ha creato un sacco di problemi, le palle vaganti riusciva sempre a mettersi davanti con tempismo. Meraviglioso Højlund, proprio il Lukakeggiare però con freschezza anche nell'andare, il Lukaku magari di qualche tempo fa,
però biondo. Vale, ma io solo io mi sono fatta sotto quando Scott... no, non solo tu, Carangela. Ogni volta che Scott ha un discomfort, si sente che non stiamo tutti molto male. Comunque, diceva il capitano che Amir era scivolato sul piede del calciatore dell'Inter, per cui non era... Per cui per il Napoli non era... Ah, ok, quindi la motivazione che aveva dato. Vabbè, ho visto dei labiali, non li ho saputi. Sono bravi quelli di DAZN con i labiali, magari ce lo faranno vedere. Perché avevano fatto la Oilund Cam, adesso non lo so se posso... Se hanno fatto la Lautaro Cam, per esempio, per par condicio, non è che esce una gran contenuto. Magari sarebbe bello se avessero fatto la McTominay Cam. E comincia, c'è il grande... C'è il, come si dice, il grande dramma, no? McTominay che comincia con quell'errore. Forse è per questo quelli che, se Massi diceva Lobotka non ha fatto una gran partita, forse è perché dà responsabilità a Lobotka per il gol di Di Marco. Lì dobbiamo metterci d'accordo, insomma, se per voi è più errore di McTominay o più errore di Lobotka. Ci sta sotto questo punto di vista. La McCam veramente impazzirei, perché c'è tutto. C'è il dramma iniziale e c'è... Ah no, ma quello è Alessandro Siani nella fotografia. Somigli parecchio. Chi ha perso 15 kg come me sul palo? Ah, mi ero scordato, hai ragione. Miki Palo. Deviato. Là vogliamo dare, mi pare deviato da Di Lorenzo. Vogliamo dare un po' di merito a Di Lorenzo che ha smorzato quel tiro? Lo possiamo dare, perché vogliamo dare un po' di spinta a sti ragazzi. Voglio le energie dove si trova. Io ho il Parma, hai capito? Cioè, mo il Parma è il Parmaccio, e però è il Parma che ha ripreso un po' di foga contro il Lecce. Non lo so, speriamo bene. Speriamo le ha trovati. Fernando si... ferma. Come si dice? Omologo. A me piacciono un sacco. Forse sono proprio Fernando, scriviamoci. Perché mi rispondono tutti. Ho parlato con Pastore, ho parlato con Ferrego. L'unico che non ho ancora contattato è Fernando. E secondo me se lo contatto possiamo parlare. Ma ci schifi? Che domanda proprio... Cioè, è una questione di... senza fare... Cioè, ci odi? Se ci odi può essere, perché ognuno poi ha dalle simpatie e antipatie. Odi proprio questi colori, questo stemma? Se è così, io mi spiego delle cose. Se invece è semplicemente il fatto che quando vi trovate, trovandovi voi a Milano, si va alla conferenza di Inzaghi, parlo di Inzaghi prima, ed è più facile che andare per esempio alla conferenza di Couto, che poi non facciamo nemmeno più, quindi come si fanno a creare quei rapporti? No, Inzaghi fa la battuta, ho visto Pastore, il quiz Pastore, cioè, si creano quei rapporti di amicizia che poi quando si va in trasmissione una partita la vedi un poco meglio, un po' partita... Non lo so, non mi permetto. Faccio solo delle ipotesi che possono essere campate per aria. Non lo so. Allora, io sono molto contento di questo sciopero. No, dai, scherzi a parte. Secondo me una vittoria ci poteva pure stare. Abbiamo sofferto, ma non so se sono un po' di parte, non so se sono un po' biased, però secondo me l'occasione che abbiamo avuto la potevamo vincere e chiaramente forse la difesa a 3 in questo caso ci ha penalizzato, però è chiaro che difendendo a 3 ha un centrocampista in più davanti che ti permette di cercare di controllare un po' di più il centrocampo, non lo so, forse Di Lorenzo, troppa imprecisione, ecco l'occasione di Lorenzo. È il contrario in realtà, perché essendo la difesa poi a 3, in realtà a 5, tu ne perdi uno, perché si abbassa Politano, si abbassa Spinazzola, ma poi a centrocampo ne hai 2, visto che c'hai Elmas vicino a... No, Politano, intendo Di Lorenzo, quindi la difesa è sempre a 5, ne perdi uno a centrocampo, non ne guadagni uno a centrocampo. Con la testa storta non va bene, comunque vai giù, tanta roba, un pareggio, e come dicevano i ragazzi pesa ancora di più la sconfitta di Verona, ma che fa? Forza Napoli sempre! Sempre!
ovviamente a Chiosa. La Chiosa. Ma quindi mercato zero, restiamo con la paura che se un giocatore si tocca ci tocchiamo anche noi, caro Daniele Limongello. Kataggia Richer, hai ragione, mercato zero, hai ragione, però per fare il mercato devi vendere. E non è solo per una questione, io te lo dico sempre, per una questione di liste, perché non puoi comprare a sbafo dove li metti, eccetera, eccetera. In questo caso ci hanno bloccato. Se non quello che vendi, cioè quello che guadagni da una vendita o da un risparmio di cartellino e da un risparmio, cioè di ammortamento e da un risparmio di stipendio, quello puoi spendere. L'unico che ti fa guadagnare qualcosa è Lucca. Lucca lo vogliono veramente? Lui vuole andare, perché poi lui deve accettare, lui può anche decidere no, sto bene a Posillipo. Ci pensiamo l'anno prossimo, non voglio andarmene, perché poi i discorsi che sono il Benfica, il Porto, qualche altra squadra straniera, può essere pure che Lucca non abbia alcuna intenzione di cambiare aria, di fare le valigie, di spostarsi, eccetera, eccetera. Sta tutto in mano a questa situazione qua. Se il Napoli riesce a cedere Lucca, allora si può fare qualcosa, ma qualcosa la fai in attacco. A centrocampo non si fa. Purtroppo questo è. Anche i prestiti che si possono fare di giocatori giovani, l'hai sentito più la voce di Mainu? Non l'hai sentita più perché? Perché comunque il prestito devi comunque pagare tu un ingaggio e non lo puoi fare, devi risparmiare un ingaggio da qualche altra parte, ti devi togliere a Mazzocchi, Marianucci non risolvi praticamente niente, Vergara non risolvi niente, Ambrosino non risolvi niente. Vorrei farlo il mercato, come no? Che figurati, sono visualizzazioni anche per me. No, ma al di là di tutto servirebbe, non si può fare. Se si sblocca Luke devi prendere una punta. Lang non lo toglierei. Leggi il messaggio in chat di Yeah, it's me Marco. Torno indietro, lo cerco perché sennò impazzisco. It's me Marco. Trovato. Grazie Tore, bellissimo Scott a DAZN. No Lukaku, no Anghissà, no Gilmour, no De Bruyne per mesi e oggi Neres. Parecchie partite Rachmani e Lobotka togliete. L'ha detto proprio pari, proprio chiari. Come quando Guido ci fa vedere l'elenco degli infortunati e di quante partite hanno saltato. L'ha detto proprio chiaro e tondo. Scott. Alla tua. Fa bene, ha fatto bene, perché noi tifosi non è che lo vogliamo ripetere ad ogni video, ad ogni contenuto, però molto spesso quando poi si fanno chi è la favorita, se non si dice, se non si considera e se si fa finta che non mancava nessuno e non manca nessuno da mesi, perché non è la singola partita. Non è la singola partita, è l'accumulo di tutte le partite senza che tu puoi fare un cambio, senza che puoi saltarne una, senza che puoi far rifiatare qualcuno. Voglio, a un certo punto pure Højlund potrà fare una partita meno brillante, cioè pigliamo con Højlund. No, perché si arriva a un livello che poi fisiologicamente puoi perdere un po' di brillantezza. Quindi bravo McTominay, dichiarazioni da capitano. Da capitano. Aura infinita, Scott. Avrei voluto vedere le facce di quelli di DAZN. Le vedremo, recupererò tutto. Allora, altri vocali fino ad arrivare, se ci dovrebbero essere le parole di Stellini. Luca? Ciao Valerio, pareggio fondamentale. Non voglio esagerare, lascia loro molti dubbi perché faticano moltissimo gli sconti diretti, non è cosa da poco. E soprattutto rigore che assolutamente c'era, però come sempre il VAR lascia molto a desiderare. Ricordo la medesima situazione lo scorso anno contro il Monza, se non ricordo male, lì un rigore non fu dato con uno step of foot e Marelli ebbe a dire che non c'era, appunto. Vede? Si poteva dare come non si poteva dare. Il VAR neanche richiamò all'arbitro e finì così, senza un rigore che era per la medesima dinamica. Bravo Luca, perché poi ognuno ha una memoria. Francesco mi ha ricordato quello di Simeone, tu mi ricordi questo qua col veramente è difficile, perché ce ne sono tantissime di situazioni così, valutate tutte in maniera diversa e ognuno poi si può appellare a quello che è. Quando parli a qualsiasi cosa scrivi e su questo non ne hai parlato, non me lo ricordo, non me lo posso ricordare tutto. Però sì, la cosa che fa impazzire i tifosi è sempre quella.
Se una cosa viene gestita sempre allo stesso modo, uno se ne fa una ragione. Se una volta è così, la volta dopo è colì, diventa più difficile da accettare. E non c'è altra. Per essere onesti, DAZN ha sottolineato molto l'assenza del Napoli. Bene. Ciao Vai, cercherò di restare il più tranquillo possibile, magari che non ci riuscirò, perché telecronaca DAZN, che viene ascoltata in tutta Italia da 1 milione e mezzo di spettatori, seconda voce Andrea Stranaccioni, che dopo il rigore segnato da Cialanoglu dice meno male, io mi faccio afferrare per pazzo. Non so se qualcuno lo dirà, in caso lo dico io mi faccio afferrare per pazzo. Cioè dice proprio meno male, proprio l'evidenza, è proprio l'evidenza. Ci sono molte altre cose evidenti, ma questa è un'altra che se ne aggiunge. Mi fai ricordare. Bella chiamata, mi piace. Ma giù, alle volte certe cose non si controllano. Poi stramaccioni, non stramaccioni, Pergomi, Caressa, Pardo, quell'altro. Ognuno ha una fede, alle volte esce fuori. Lo stesso Repice che mi fa impazzire. Nella partita con la Roma, il Napoli è uscita fuori proprio la sciarpa da sotto al... Continuiamo ad ascoltarti. Diciamo, parlando della partita, primi 25 minuti, più che altro molto bene l'Inter, in quel caso più che male noi, perché come avete detto già te, il critico calcistico, ma anche Andrea Marinozzi, l'Inter fa una fase di pressing totalmente diversa rispetto all'andata e si è visto molto più aggressiva. McTominay è salito in cattedra ed è fatto totalmente in un'altra pasta, perché rischia l'infortunio praticamente ad ogni partita e facendoci una gran bella grattata non si infortuna mai. Questa è la prima doppietta stagionale, l'anno scorso ne aveva segnati mi pare 2 o 3 addirittura. Quindi è un giocatore incisivo e vedremo questo -4, perché alla fine sei riuscito a pareggiarla, non l'hai vinta. Magari questo, vabbè, non ti chiedo manco di fare la domanda a Guido, perché sicuramente interverrà su questo e forse su già anche quale sarà la sua opinione in merito. Doveri, arbitraggio secondo me tra primo e secondo tempo un po' diverso, quindi non c'è stata molta coerenza e questo. E Conte è il mio comandante in un mondo di Kivu. Ah, bello il finale. Bene, in un mondo di Kivu siate Conte. No, il tuo messaggio era diverso. Un Kivu per il mal di testa. Che Kivu ha perso non ha vinto un altro scontro diretto. Il problema lì, voglio pompare questa cosa così magari perdono un po' di certezze, perché Kivu l'hanno portato come il salvatore del calcio italiano. La comunicazione perfetta. Non si appella alle cose dell'arbitro. Poi in conferenza ha detto che abbiamo imparato a gestire le ingiustizie. Allora pure tu parli. Scontri diretti, non hai vinto. Per la comunicazione mi bastava De Rossi. Se io mi devo andare a vedere una conferenza a soddisfazione, io mi guardo De Rossi. Non ho bisogno di Kivu. Ma De Rossi sta a Genova, quindi sbaglia la dichiarazione, Daniele. De Rossi. Quindi sottolineiamole queste cose. Credo che sia arrivato il momento. No, che scorrono i messaggi. Credo sia arrivato il momento di lanciare definitivamente Lang, e con questo intendo che debba finalmente giocare una partita per intero, non essere sempre sostituito nel secondo tempo o entrare nel secondo tempo, perché poi questo a volte succede. Tu dici una partita totale così. È quello che alla fine tu se ti tieni in panchina, come vedi oggi, fondamentalmente era l'unico cambio offensivo che avevi per cercare di dare un pochino una frizzantezza in avanti. Abbiamo cominciato con una formazione un po' più conservativa, quindi me lo spiego così. Vediamo dalle prossime partite, ecco, contro un Parma che fa tanta fase difensiva, che si affaccia poco, se non sui calci piazzati, nell'area nostra si affaccerà poco. Mi posso aspettare Lang e Elmas, se non ha recuperato ancora Neres, e credo che non recupererà Neres, perché se non ha fatto nemmeno il provino, così. Quindi me lo posso aspettare. Non è Nirvana, non lo so. In alcuni casi sicuramente sì, io non lo posso escludere. Altre volte esce proprio la propria fede, secondo me. Però in alcuni casi sono convinto che il Napoli era simpatico finché era la favoletta di Sarri, ma che bel calcio, ma si avvicinano, attenzione il Napoli, e poi cadono. E là complimenti a Gogò, complimenti a Iosa, ma che bello il Napoli, continuate così. Continuate a farci divertire, un tocco, palloni veloci, il calcio spettacolare, ma non vincete. Nel momento in cui cominci a vincere, il Napoli è meno simpatico.
e diventa meno simpatico un po' a tutti, comincia a rompere un po' i coglioni, di qua, di là, eccetera, eccetera. Quindi quella era la speranza, no? Una bella squadra che fa divertire, che però non vince. E ti crea quello sparring partner che però cade a un certo punto. E invece no, abbiamo vinto, siamo inciampati, poi abbiamo vinto di nuovo. E poi non inciampiamo. Questa è la cosa importante, questa è la novità, questa è la cosa bella. Perché abbiamo vinto, non lo pensavamo possibile, specialmente in quel modo, dominando, lasciandoci tutti alle spalle, inciampate voi, cercando di recuperare, inciampate voi. Poi siamo caduti, siamo inciampati, perché l'anno successivo, senza ripeterlo, sappiamo. Poi ci siamo rialzati, abbiamo vinto subito, non ci poteva credere nessuno, neanche noi ci abbiamo creduto finché non l'abbiamo visto così. E poi che fai, inciampi di nuovo? No, non inciampi di nuovo. Lo rispetti lo scudetto che hai addosso, fai una stagione difficilissimo. Quanto ce l'aveva detto, sarebbe stato difficile, è ancora di più difficile per gli infortuni, per tutte le cose, però non ti lasci andare, non fai un'altra stagione con una maglia scudettata che poi cerchi di dimenticare, no, con grande dignità. Poi magari non lo vincerai perché è difficile mantenere questi ritmi, però l'idea che vai avanti fino alla fine, che non li lasci scappare, è bello onestamente. È una di quelle cose che Conte diceva, i tifosi devono essere orgogliosi di quello che facciamo. Io in questo momento mi sento orgoglioso e non dobbiamo perdere di vista questa sensazione, anche se dovesse arrivare un momento non dobbiamo perdere di vista questa sensazione, che gli inciampi sono dietro l'angolo, sono fisiologici, però nei momenti clou il Napoli non molla, dai, secondo me si può dire. Volevo dire una cosa, Valerio, ma dite che Cialanoglu l'ha visto Scott McTominay? No, ma a parte perché tu dici questa cosa e Scribacchino Cialanoglu l'ha tradotto Cianaculo. Mi sono bloccato, però voi mi sentite, giusto? Perché se mi sono bloccato e voi mi sentite, vuol dire che se io chiudo... Ok, Presidente, mi sentite? Allora ascoltiamo un altro vocale che poi io stacco tutto e ci rivediamo. Lascio questo vocale breve, grande Napoli, quella palla di Lang, ragazzi, che lui recupera. Io l'avrei abbandonata, qualsiasi altro giocatore l'avrebbe abbandonata, è un cross a rientrare bellissimo, diretto sul piede di McTominay, cioè è una cosa proprio dell'altro mondo. Per me Napoli stratosfero, molto povero l'arbitraggio e poi per ultimo voglio dire l'Inter non ha mai vinto contro di noi contro di loro sì, e questo come vada se lo portano per il resto della loro vita. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Aspetta, fammi capire che sta succedendo. Aspetta. Ecco qua, lo sniper. Hai visto? Ice baby. Ok, no, è perché Ultrastro è dei nostri. Vedi, qua sull'altro computer funziona, i nuovi che arrivano, e su quell'altro che non funziona più. Fluidista. Bella questa. Ok, rispostiamoci. Almeno mi ero bloccato in un certo modo. C'è stata una botta? Non lo so. Allora... il bello della diretta. Aspetta. Il vocale di Maurizio. Grande Napoli, la palla che avrebbe di Lang. Sì. Napoli stratosferico, molto povero l'arbitraggio. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Tutto a posto? Come state? State sereni? State più calmi? Si può usare il termine fellatio per non usare quello più conosciuto napoletano, perché è quello che ci devono fare stasera. Si può, penso di sì. Mi dispiace per il giallo a Juan Jesus ben speso, che mi pare fosse diffidato, non ricordo bene. Sì. Però devi stare attento quando torna a casa, a quando svuota le tasche, perché Juan Jesus quando torna a casa, che svuoterà le tasche, ci troverà dentro un Thuram e un Lautaro. Quindi stia molto accorto quando svuota le tasche, quando torna a casa Juan Jesus.
Cioè, si è sentito uno sparo veramente? No, ha già capito allora mia moglie. Aspettate un attimo, allora, perché ha già capito che calmi, aspetta. Tutto a posto. No, guaglio, cioè, bella e buona, tremava tutto. Allora, se tremava tutto, può essere perché sotto c'ho il vicino di sotto, che io lo chiamo i passi da gigante, perché è enorme, di 2,5 metri, è altissimo, è proprio gigante proprio. Non è Peter Crouch, ve lo dovete immaginare proprio grosso. E quando semplicemente cammina, non è che deve fare i salti mortali. Quando cammina, trema tutta la casa così. Di contro, io urlo quando segna il Napoli, urlo fortissimo. E quindi dobbiamo accettare questa cosa. Io quando ho friato la casa, loro mi hanno detto, fai un po' di rumore. Vabbè, ma voi state sotto, ho detto, che rumore. No, poi sentirà. E in effetti quando si muove tutto perché le case sono di cartapesta. E ho detto io non faccio festini, non faccio niente di che, sono un ragazzo tranquillo, però ogni tanto la domenica, sai, alle volte il mercoledì, alle volte il giovedì, a giorni alterni, capace che sentirete delle urla senza precedenti. No, la dringa no, sta a posto. Boom boom boom, Ademola Lookman. Insomma, sì. Pino. Buonasera amici Bellini, buonasera Chiediamo a scusa. Valerio, buonasera Guido se ci sarà. Cosa dobbiamo dire? Io sono felice stasera, sono contento per lo sport. Sono contento per lo sport, non ho niente da dire, nulla da aggiungere. 2 squadre che si sono giocate la partita. Arbitro che se non gli date almeno 7 a sto arbitro stasera, ragazzi, non capite niente di pallone. Ve lo dico chiaramente. No, vabbè, dai, non scontriamoci. Chiedete scusa all'arbitro. Semplicemente contento di aver visto finalmente una partita di pallone. Finalmente. Per il resto, chiedete scusa a Juan Jesus, come sempre. Prossima partita non c'è. Vabbè, pazienza. Savic, una piccola sbrigliata gliela devi andare. Per il resto, vabbè, McFratman neanche lo nomino, ma grande partita di Højlund, veramente. Un bacio, salute a tutti, forza Napoli e dai, il campionato è ancora lungo. Siamo sempre lì. Grande Pino, anche se non c'era da chiedere scusa a nessuno, mi fa piacere che lo ripeti sempre. Allora, nel frattempo, se avete sentito un TTT è perché devo mettere una cosa in soprafondo, in sottoscala, perché è bellissimo. Me l'ha mandato Nick e non posso aspettare. Perché lo so, gli tiriamo le orecchie, tutto quello che vuoi tu, però mamma mia. Proprio col piccione, cioè non so se vi rendete conto che proprio con il piccione c'è un'immagine così simbolica. Poi ha sbagliato, non si fa, devi mantenere la calma, tutto quello che vuoi tu, ma è il piccione. Capite che la bellezza è proprio quella là. Quindi è simbolico e noi simbolicamente uniamo i puntini. E al ritorno dei puntini abbiamo un Guido Gentile, vedi? Già solo aggiungere una musica a quella roba là perché sennò non c'è ritmo, però sto imparando. Guido, non vogliamo morire! No, io sono Woody Alleniano, sono contrario alla morte, proprio filosoficamente. Contrario alla morte, bellissimo. Buonasera, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Che vuoi sapere? Che voglio sapere? Un po' di discussioni ci sono, il rigore, non il rigore, l'arbitraggio. Conte ha perso un po' le staffe. Si è vista questa scena pessimo qua. L'arbitraggio. Pessimo l'arbitraggio. Sì, non mi è piaciuto per niente. Racconta. Perché preferisco l'arbitraggio pessimo col Verona, fazioso, che non quello di oggi. Perché il primo tempo perfetto, come andrebbe arbitrato una partita di calcio. E tra l'altro a insegnare a certi simulatori che si gioca a calcio perché
calcio è un gioco maschio, di contatti, eccetera. Il primo tempo da applausi, tra l'altro senza polemica, senza personalismi. Parlo bellissimo, un arbitraggio perfetto nel primo tempo. E poi nel secondo una sbavatura, perfetto tra l'altro anche sulla ottima chiamata su Juan Jesus, perché poi i commenti, io voglio capire che cosa gli pagano a fare certi esperti, perché poi dalla ripresa del basso si vede che Juan Jesus non fa, in diretta sembra un fallaccio quasi da espulsione, poi vedi il replay, bravissimo Juan Jesus, perché è stato trattenuto, lui si toglie in tempo, non è vero che poi lui la trattiene dopo che è stato trattenuto, e dobbiamo dire onestà intellettuale di Stramaccioni che rivedendo il replay ha detto no, effettivamente non lo trattiene proprio, e quindi bravo Doveri che ha visto bene, poteva cadere del tranello. Quindi incoerenza. È l'incoerenza, no, niente di scandaloso, perché nel secondo tempo dei non fallettini dell'Inter diventano miracolosamente falli e noi subiamo la pressione fisica loro, e anche la traversa che prendiamo dove rischiamo di perdere una partita che meritavamo invece di vincere, e quello non mi piace, perché lui ha dimostrato che ha capacità tecniche di personalità, di osservazione delle azioni di altissimo livello, il primo tempo di altissimo livello di arbitraggio, quindi lui ha dimostrato che è capace di arbitrare una partita così delicata. E che cosa è successo tra il primo e il secondo tempo non ce lo spiegheranno mai, come non ci hanno spiegato la cravatta al collo di Elmas. Secondo me, questo ne volevo parlare, non l'ho introdotto. La reazione di Conte è sembrata un po' esagerata. Secondo te fa parte di quelle cose che a volte, un po' come Allegri quando si toglie la giacca, cioè per dare quella spinta ancora di più alla squadra? Vabbè, sono cose che noi ci diciamo segretamente nella chat dei poeti estinti che tu odi. Sarebbe ora troppo lungo da spiegare. Quest'uomo, come lo era per Benitez, Sarri pure lo diceva, allenare a Napoli è un incubo, perché hai tutti veramente conto dalla tua società agli altri, non hai una stampa, lo disse Ferraino, almeno uno amico lo devi avere, no? È vero che Milano è una piazza molto più importante di Napoli, come la Juventus, Sponda Torino, eccetera, però degli alleati li hai, e anche importanti, no? In sedi giuste. Diventa logorante, lo stiamo capendo che ogni allenatore è proprio logorato, la sente molto, perché la rivalità con Marotta la sente molto, le schermaglie, stanno idolatrando eccessivamente Chivu, perché poi metti Chivu a allenare Monza dell'anno scorso, il Frosinone, non è che fai miracoli, poi alla fine degli uomini l'Inter in questi anni è una squadrone, però non è che Inzaghi è diventato un deficiente di colpo, alla fine ha sbagliato una stagione. Sta sentendo la pressione, la responsabilità, lui non lo vuole mollare così facilmente, ma sa che oggi, insomma, dobbiamo essere onesti, Valerio, scontenterò tutti Valerio in testa. L'Inter si è cucito il primo colore dello scudetto sul petto. Non lo possiamo dire, altrimenti se il Napoli poi non ci crede, finisce fuori dalla Champions League. Valerio aveva 3 risultati su 3, sconfitta, vittoria e pareggio. Anche la sconfitta... Non c'è salvezza. Faccio notare che nelle prime 7 giornate il Napoli affronterà l'Inter, Sassuolo, Juventus, Fiorentina, Genoa, Roma e Atalanta. Il girone di andata ha fatto 21 punti. Confermasse i 21 punti, già non li può confermare, è già 2 punti sotto il girone di andata. Ho capito, ma io la classifica Guido la seguo, dobbiamo vincere col Torino, dobbiamo vincere con il Como, dobbiamo vincere col Verona. Devi vedere cosa c'ha l'Inter nelle prime 7. Napoli, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo, Juventus e Lecce. In queste 7 partite, tra l'altro con Lecce ancora non ha giocato, cosa ridicola, ne ha perse 3, ha fatto 9 punti. Ma e quindi non vale che le devi affrontare tutte prima o poi? No, perché qua vale il quando. Vale il quando, perché o noi siamo bravi, facciamo tutte vittorie adesso, compreso il Parma, però l'Inter intanto oggi prende 2 punti pesanti, no? I 2 che noi perdiamo, anzi 3. Con l'Udinese, pure se dovesse fare un pareggio, vedi, diranno stecca, e invece significa che sta andando più avanti rispetto al girone di andata. Noi il girone di andata l'abbiamo chiuso dietro all'Inter, quindi dobbiamo fare più punti di loro, e già ne siamo 2 indietro rispetto al girone di andata. È vero che come partita il Napoli oggi ha dimostrato di essere più forte, perché a parte delle sbavature, il Napoli ha iniziato 9 minuti
a dispetto di Stramaccioli che diceva l'Inter inizierà forte, invece non è riuscita a uscire dalla sua tre quarti. Alla prima uscita ha fatto quel gran gol, anche perché non è funzionata molto bene la nostra catena di destra. Abbiamo un po' accusato il colpo, poi ci siamo rimessi un po' male a giocare, però abbiamo finito bene nel primo tempo. Il gol che ha fatto il Napoli, un bel gol, una bella azione, perché il Napoli sta crescendo a livello tecnico rispetto al brutto Napoli all'inizio stagione, cioè sta giocando meglio, e quando inizia a giocare a pallone, questa è la difficoltà della sua non essere sempre continuità, il Napoli sta giocando bene con le azioni. Il Napoli ha fatto una bella azione, ha recuperato palla, bellissima sovrapposizione sulla sinistra, Spinazzola la dà con i tempi giusti, Elmas prende il fondo, McTominay beffa tutti e comunque tira forte sul primo palo, una bella azione, e finiamo anche bene il primo tempo e le iniziamo bene il secondo tempo, mangiandoci 2 gol e mezzo. Quindi la personalità questa squadra ce l'ha, anche a un certo tipo di forze fisiche, la qualità la sta migliorando, perché all'inizio stagione non erano così. Abbiamo preso un gol stupido, perché l'unica cosa che noi non dovevamo far avere tanti giocatori dell'Inter nella nostra area di rigore, perché loro sono fisici. Io penso che una partita, nonostante ho sentito dei colleghi delle cose, 5 a Juan Jesus, una partita mostruosa di Juan Jesus, perché è proprio il cliente difficile per lui, cioè il gioco fisico. E qua dico che Doveri nel primo tempo è stato eccezionale, perché Lautaro è uno che ti dà la gomitata, ti spinge, ti mette il piede sul piede, cioè è uno molto furbo a prendersi quel mezzo secondo di vantaggio, non dico con la correttezza, con la furbizia fisica. Lo ha raccontato benissimo Florenzi, l'ha detto proprio, ha detto chiaramente, Lautaro non ha la fisicità per imporsi sui difensori, però anticipa il momento dove si mette davanti a te con una botta anche forte, essendo lui più piccolo magari non ti butta a terra, però ti ha preso per il tempo e ti arriva il pallone. E quelle sono frazioni di secondo. E io non mi aspettavo una partita dove Juan Jesus, e non solo, riuscissero a tenere botta fisicamente la cazzimma, visto che invece che il napoletano è interista. Quindi noi dobbiamo solo applaudire i nostri ragazzi. Secondo gol, io non me l'aspettavo che avessero la forza fisica, psicologica, e invece il Napoli dopo il rigore non ha subito il contraccolpo psicologico, perché sennò avrebbe perso molti minuti, poi arrivava avevamo solo 2 cambi, abbiamo fatto solo 2 cambi. È ovvio che come si dice ai punti, se no la gente dice ma Guido che stai dicendo? Sì, ai punti oggi, io la guardo però sul lungo periodo, ai punti oggi tu hai dimostrato che vali essere campione d'Italia, perché in questi 2 anni l'Inter non ci ha mai battuto e mai lontanamente è arrivato dal batterci, perché oggi ai punti, sì, hanno preso la traversa, però su una brutta spallata, e lì non mi è piaciuto Doveri, perché se Juan Jesus non ti prende, quello cade, non ha fatto ponte, allora incominciamo che... dici Bonni su Politano. Sì. Però diciamo il Napoli, questa frase che ho sempre odiato, ai punti, hai vinto i punti, non si vince ai punti a calcio, infatti ci sono anche i rigori supplementari. Quindi calcisticamente bene, perché anche i primi minuti chi ci aveva descritto una squadra che con paura che si andava a consegnare agli avversari è stato tutt'altro. Uno sbandamento fisico dopo il primo gol, non psicologico, perché la squadra non si è disunita, però soffre una certa fisicità. Però poi ha pareggiato e non ci abbiamo messo un tempo come il Verona, abbiamo finito in crescendo, abbiamo riniziato bene e il secondo tempo bene. Noi possiamo dire che la prestazione non è perfetta, se no non prendevi 2 gol, però è maiuscola. Voglio regalare una cosa prima di fare l'analisi tattica. Ho visto sicuramente 5 a lui, 5 a Elmas. È arrestabile. 5 a Elmas. Io ti volevo dire proprio questo. Sul secondo gol di McTominay, Elmas va a prendere la palla per metterla al centro. La mentalità di chi del 2-2 non si stava accontentando, voleva fare il 3-2 e lo ha fatto anche su una rimessa laterale che lui voleva battere, Elmas voleva battere subito e Politano dice aspetta, che Politano stava in affanno, dice aspetta, calma, perché il 2-2 secondo me anche all'interno della squadra, forse per qualcuno è una mezza vittoria, qualcuno sarà contento e qualcuno invece voleva di più. Ma io sono contento, a parte che non sappiamo se Conte resta e Elmas viene riscattato,
nel caso No, di mi faccio afferrare, chiudo il canale. io sono contento perché volevo questo da lui, che crescesse in certe dinamiche tattiche in campo. È vero che poi io a questo ragazzo gli chiediamo non ogni partita, all'interno di ogni partita, perché poi ha dovuto cambiare fascia, cioè Insigne non li potevi cambiare, non fascia, ma tonella, perché era sullo stato di famiglia, come lì. E va bene, noi a Insigne li vorremmo sempre bene a vita, sia chiaro. Però bisogna essere anche coerenti con le analisi di calciatori, non riesce a fare 2 partite nello stesso ruolo, non riesce a fare 2 tempi nello stesso ruolo. No, sta migliorando molto, d'altronde Conte è uno che vuole vincere le partite, se Noalang o altri davano garanzie spettacolari. Siamo contenti che è entrato e ha fatto l'assist, questi sono bei segnali, cioè, oggi come prestazione, ripeto, non è perfetta, se no non facciamo 2-2, ed è una sbavatura il rigore, perché il rigore lo sappiamo è quello che Rocchi aveva detto, l'ha detto lui a Open Bar, basta questi rigorini, questi sono rigorini, non li voglio vedere più. Ok, non li voglio vedere più dalla prossima partita. Quindi come prestazione è una prestazione maiuscola, con qualche sbavatura, ma la squadra c'è stata. Mi sarebbe piaciuto affrontare l'Inter. Che è questi rumori? No, sono il recupero di qualcuno che si è abbonato, che così. Okay. No, volevo sottolineare. Siamo quasi a 900 a notte inoltrata. Volevo mandare un bacio a Polly, che sono 5 anni di moderazione. 5 anni non sono pochi. No. Qualcuno dice Guido è scaramantico, io ci credo. Qualcuno ha detto Guido è matematico. È matematico, mica l'ho detto, è finita. Io oggi applaudo tutto lo staff di Conte, applaudo i ragazzi, ci hanno fatto vedere una bella partita, un buon calcio, ripeto, con delle sbavature, però di grande personalità. Sono contento di venirvi a dire non vi raccontiamo stupidaggine. Quando qualcuno era pessimista, McTominay è stato solo un caso, un fuoco di ragazzi, e giocatori di pallone, dicevo state sereni, ma è da settimane che siamo sereni con McTominay, per dire. Quindi questa è una bella domanda, perché io non la so rispondere, finché non la rivedo. Secondo te il primo gol dell'Inter più errore di Lobo o di McTominay? No, di Lobo. Perché è ovvio che poi McTominay, ma oggi Lobo ha fatto un paio di scelte di passaggio non corrette, poi lui è ovvio, spalle alla porta, non la tocca pulitissima, Zelinski aveva ancora gamba, infatti poi l'hanno tolto, non ce l'ha fino alla fine, però ci sono stati, quando io vi dico ragazzi, certi passaggi, quando tu lo fai quel pizzico indietro, quel pizzico in ritardo, poi ovviamente lui si fa anticipare, la perde. Diciamo è una coabitazione di errori, però siccome Lobotka è più raro che unico, diciamo, o tutte e due, che non sbagli, che sbagli concettualmente, non solo il dosaggio del passaggio, però quando dicevo non è perfetta, sono sfumature, ma di Lobo sta tirando la carretta, molti hanno mandato un file per vedere, soprattutto l'ultimo periodo è simpatico, ma McTominay è un giocatore di pallone, cioè non si è fatto minimamente, non si è squagliato per un errore del genere, no? È incredibile, anzi cresce, è proprio di uno spessore pazzesco. No, sul rigore... Ma allora, a termini di regolamento, siccome qua non siamo pagliacci, rispetto al 99,99%, io perciò non parlo di calcio con nessuno, perché uno poi non può diventare pagliaccio, dopo che ha comunque concluso l'azione, perché è riuscito a passare, Rachmani arriva con quel centesimo di secondo di ritardo e con la punta della sua scarpa gli prende un po' il piede, quindi il tocco, il pestino, non è proprio un pestone, a volte sono pestino, mi piace pestino. Cioè, proprio chiaro ed evidente, senza nessun dubbio, ma proprio perché io ho letto, ho sentito cose su Napoli-Verona, ho capito che siete tifosi dell'Inter, della Juve, però bisogna anche rispettare l'intelligenza che i Sims, nostro signore, gli alieni, gli egiziani, mamma e papà ci hanno dato. Io lo dico, essere tifosi non significa essere imbecilli. Quindi a termini di quale regolamento, perché questo è sempre il rigorino, è ovvio che un tempo questa cosa non la davano, soprattutto perché una cosa è lo sgambetto che io evito di far calciare a un giocatore, cioè
Io ho letto un notissimo collega che ha detto che noi meritavamo di perdere col Verona perché loro insomma si sono mangiati un gol. Ecco, queste cose mi fanno incacchiare. Per il gol se lo sono mangiati, comunque hanno sbagliato, hanno tirato alto, perché Spinazzola ha saltato il suo diretto avversario che non ha preso il pallone perché il pallone filtra, va avanti, allarga la gamba un compasso e lo rischia di farlo cadere. Spinazzola non cade perché comunque noi volevamo andarla a vincere quella partita, però quel fallo allargando, si vede proprio la gamba che la mette larga, gli fa perdere perché lui sta per inciampare e l'altro difensore ovviamente può anticipare, può prendere la palla che è passata, perché se non fosse passata la palla non prendevamo, se avesse fatto un intervento pulito difensore. Quindi il calcio va anche raccontato con onestà intellettuale, no? Detto, quello è il classico sgambetto che tu impedisci a un giocatore di andare avanti o di calciare. Il giocatore dell'Inter ha già calciato, però se questo è il metro, noi come sempre diciamo, e questo è il metro, però dopodomani lo vogliamo vedere uguale per tutti. No? Good luck. Ecco Good là. luck. Però Rocchi un giorno dice una cosa, poi succede all'Inter e dice un'altra, poi succede dice là. Il tocco c'è, proprio con grande onestà. Non ho capito se Conte, anche perché oggi il replay, la regia non è stata impeccabile, su degli episodi dubbi di era arrabbiato per un contatto precedente, poi questo lui non è andato a parlare, però insomma il pestino, voglio appropriarmi di questo orrendo neologismo, visto che Ma se ci sono i rigorini, perché non dovrebbero esserci i pestini? il Mi piace. pestino ed evidente di Rachmani. Guido, Vania sul primo gol poteva far meglio? No. Pure Ma hai visto dove è passato tra piede, male, proprio quell'unico spiraglio leggero per interno. Volevo solo una conferma, là pure io credo che non c'era niente da fare. Più che altro qualcuno mi chiedeva, adesso che Meret torna, sono 2 o 3 partite che è in panchina, poi magari non starà al 100%, però Meret c'è. Anche per quello sarebbe importante andare avanti in Coppa Italia, far mettere minuti a Anghissà. De Bruyne tornerà a marzo, quindi sperando che Anghissà torni a inizio febbraio, perché poi io su una cosa non dico mi sento di sbilanciarmi, perché non è fatto per niente sbilanciarmi, sulla caviglia, perché dato che mi ha fatto soffrire, è cambiata tutta la mia vita, potete immaginare quanto io l'abbia studiata, manco fossi un medico, no? E io non ho mai visto una distorsione anche di 4 giorni recuperata, per dire. Non è pessimismo, iettature, cioè è proprio l'anatomia della caviglia umana. E quindi ero sicuro che non avrebbe giocato. Ho detto, tra l'altro non sappiamo se di primo, secondo, io penso che sia di primo grado, a meno che non è successo qualcosa prima e le riprese non ci hanno fatto vedere quella cosa lì. Su Anghissà, punto interrogativo, perché noi non abbiamo visto cosa si è fatto, però io spero che torni per metà gennaio, sia disponibile in gruppo. Io ti dico, mettiamo nel mirino per Anghissà la Juventus. Sì, poi vediamo. È una partita da... Lo so, così come quando lo abbiamo comprato esordì con la Juventus, lo ritroviamo con la Juventus. Ascoltiamo insieme il vocale del dottor Varon, perché eravamo arrivati quasi alla fine dei vocali. Valerio Amici Bellini, vocale, velocità normale, dico semplicemente 2-2, risultato vergognoso per l'Inter, incoraggiante per un Napoli con centrocampo adattato e fascia sinistra in difficoltà, in quanto Lang non ancora ambientato nelle tattiche di Conte, abituati con l'esperienza di Kvaratskhelia, che faceva la differenza. Stasera a fare la differenza è stato l'uomo partita Sky, Antonio Conte, che sceglie Lang e risolve il match. Noah si sacrifica sulla linea del fondo con acrobazia, a differenza di Lucca, che non si spreca per la squadra. Quindi via chi non vuole la maglia del Napoli. 2-2, grande risultato per una squadra in estrema difficoltà, con un McTominay sacrificato in una posizione che non gli fa vedere la porta. Nonostante tutto, Scott McTominay doppietta. Il Napoli è già, per me, campione d'Italia. Vabbè, un messaggio fortissimo, il dottor Varone sta come un pazzo. Comunque, sì, ora al di là di Luca... La prima, Lang sbaglierebbe, e ha sbagliato inizio stagione, si è capito, a perdere l'occasione di imparare molto tatticamente e tecnicamente da questa stagione.
Con Lucca secondo me stanno facendo di tutto, ma uno può anche non avere il carattere per essere giocatore da Conte e da Napoli. E oggi è vero, meno rincacchiato il nostro amico, è meno incacchiato, però tu entri, fai un assist, non è detto che ti garantisca quella pulizia tattica di copertura e di apertura degli spazi che è riuscito a fare Elmas. Però io quando vi dico, ragazzi, noi dobbiamo tifare per i nostri giocatori, perché più giocatori forti e sono mentalizzati, più scelte all'allenatore, questo fatto che sembra che uno si tiri per la giacchetta perché è il favorito e poi bocciamo gli altri, non ci porta a nessuna cosa. E secondo me lui sbaglia, dico Lang, Lucca secondo me è un giocatore perso. Io credo che proprio mentalmente, non lo sto dicendo un bidone, Guido Gentile, no, significa, se non entrano, che loro non lo vedono convinto, perché Conte è uno che le vuole vincere le partite, anche la squadra, e d'altronde oggi Højlund ha fatto una partita monumentale. E proprio i movimenti che sta acquisendo, che all'inizio stagione non ne aveva, perché è evidente che è una partita di non estremo sacrificio, una partita cristologica, cioè lui ha fatto reparto non proprio da solo perché la squadra si è mossa bene, però a inizio stagione lui questi movimenti e questa copertura della palla anche attraverso il corpo e può ancora migliorare, no? Si vede che con umiltà durante la settimana loro ascoltano le indicazioni dello staff. Io poi spero che Lucca dalla settimana prossima entra e faccia 5 gol a partita, io sarei contentissimo, però l'impressione è che proprio tu di testa molli, e quindi che l'abbiamo visto un po' superficiale delle partite, entra negli ultimi 2 partite, comunque un po' il suo zampino l'ha lasciato, non è un segnale, è tutto coerente, no? Cioè io lo faccio entrare, significa che mi fido di lui e lui mi ripaga. Poi il percorso è ancora un po' lungo perché mi deve garantire 90 minuti e anche altre cose, come disse Elmas. Voi non sapete quello che ci chiede il mister. Certo. È una delle cose, è bellissima sta immagine che avevo dimenticato di citare, ovviamente in reaction la trovate. Lang che rincorre Bissek che deve andare da tutt'altra parte per continuare col pallone e non lo molla. E Guagliù non lo faceva all'inizio. No, ma non lo spinge. Bissek si butta a terra. Quella è una delle cose dove ho urlato di più, perché Bissek si butta proprio a terra perché era finito il campo e Lang non lo tocca proprio. È la classica dinamica che tu gli arrivi addosso. Ci casca. Ci è cascato. Non è niente di grave. Perfeziono il mio inserimento. Non è un arbitraggio sbagliato, scandaloso, eccetera. Però ho detto, com'è possibile che tu il primo tempo mi fai questo capolavoro di interpretazione del ruolo dell'arbitro e nel secondo tempo inciampi in queste sbavature? Qualcosa non mi torna, perché quindi tu ce l'hai le capacità. Ho detto, no, non è che non ce l'hai. Posso dirti una cosa? Che sperando che Conte ci ascolti. Io ho rivisto, è stata dura da digerire Verona, no? Facendo la tara di tutte le puntini che siamo costretti a sentire come tifosi napoletani e mettiamoli da parte, sono andato a rivedermi tutta una serie di azioni del Napoli e ho notato che noi abbiamo un difetto che poi è stato anche portato nel gol che subiamo nel solo. I nostri giocatori, oltre che lo sappiamo, sono molto puliti da un punto di vista tecnico, la squadra che fa meno falli, eccetera, eccetera, ha una sorta di attenzione maniacale, misto forse anche paura, sui falli di mano. Personalmente il Napoli sta prendendo un sacco di rigori. Perché ti dico questo? Perché questo fatto che Congo non è Congo e tutte queste stupidaggini che stanno dicendo hanno fatto sì che i giocatori del Napoli molto spesso anticipano tremendamente la chiusura con le mani dietro la schiena. E questo fa sì, nel gol che noi abbiamo preso, sono parecchi secondi prima dell'azione e rimangono per parecchi secondi con le braccia così. Questo ti porta a essere meno veloce, a correre meno bene. Riveditela questa azione, voglio darvi io me ne sono rivista, non so se sono stato chiaro. Adesso loro sono sempre bravi così, però una cosa metterlo all'ultimo. Di Lorenzo è stato il primo a fare subito a fare così proprio dalla battuta del calcio d'inizio. E lui questo ti fa
essere meno veloce e aggressivo e infatti quel tempo di mancato, come posso dire, è accorciato di meno sulla distanza. Non a caso noi prendiamo a volte troppi cross che filtrano perché siamo non solo troppo puliti. Allora è giusto che loro siano attenti per non prendere il fallo di mano, però non vorrei che fossero troppo precipitosi e attenti, e questo ti fa correre in maniera non congrua lì. Se Conte ci ascolta, visto che loro sono maniacali, cioè, e tu te ne sei accorto, visto infatti lui 8 anni prima se ne è messo dietro, perché ovviamente se tu saltassi così salteresti molto meno del tuo difensore, è ovvio che ti devi dare la spinta, poi prendi, è la stessa cosa, prova a correre sempre così. Ridicolo, certo. Ascoltiamo gli ultimi vocali, però prima il messaggio di Giancarlo. Buonasera Guido, si può dire che questo pareggio è fondamentale per il terzo anno di Conte, cioè che magari lo gasa, gli dà la voglia di... Sì, ma io ho detto, io auspico che lui resti sulla panchina, perché questo come anno di transizione, di costruzione, considerando la moria delle vacche, citazione chiaramente di Totò, tremenda per dire, perché siamo sempre, che io quando dicevo non è pessimismo, non è che qua uno deve fare lo iettatore, c'erano Anghissà, Gilmour, no, ci saranno col Palma, no, ci saranno col Sassuolo, no, ma qua è da Inter a Inter, ti ho mandato quel file, quindi è chiaro che la squadra sta facendo un percorso, se noi non avessimo buttato, sarebbe diverso, quei punti stupidi col Torino e l'Udinese e non ci avessero scippato col Verona, perché noi siamo andati -4 con l'Inter, quindi comunque il sorpasso non lo potevamo fare, no, allora avrei detto non fa niente la classifica Guido, oggi questo pareggio era di una pesantezza in positivo per noi, però sono 4 punti che sempre dobbiamo recuperare, bravi, però in termini di mentalità il pareggio di oggi è un pareggio di mentalità, di qualità, di personalità, la squadra non se l'è fatta sotto, è un pareggio molto, molto pesante, molto importante. In termini di scudetto può essere negativo, non dico sarà sicuramente negativo, ma in termini di mentalità invece bravi, applausi a tutti, l'ho detto. Il signor Drugo, poi sono nickname, credo. Sì, no, dai, di essere più forte di Savic. Hai visto la storia di Billing? Questa è un'altra cosa che mi stavate segnalando, che continua a essere un grande tifoso nostro con la partita del Napoli. E Di Lorenzo bene, lui ha detto in città, si è trovato bene con i ragazzi, comunque quel gol ce lo ricordiamo tutti, il San Paolo che esplode, lui che è in mezzo al campo. Poi anche se uno non è rimasto tante stagioni, credo che sia un giocatore che porterà un ricordo, e noi con lui, estremamente positivo dell'esperienza proprio napoletana, non solo della squadra, che poi lui mantiene questa... Ma Elmas continuava a essere un giocatore di altre squadre, subito metteva il mi piace, cioè, poi lui è rimasto anche un po' di più Elmas, non è chiaro, però ci possono essere dei matrimoni che anche se brevi in realtà escono particolarmente bene nella vita, cioè non ci trovo niente di strano, anzi lo accolgo sempre con simpatia il suo messaggio. Nick. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, partita difficilissima, durissima, giocata con estremo orgoglio e con una prestazione da 10 e lode, anzi 9,5 da parte del numero 8, tolgo mezzo punto solamente per l'errore sul primo gol dell'Inter, ma per il resto è un giocatore veramente pazzesco. È stato un peccato perché all'inizio del primo tempo potevamo andare noi sul 2-1 e lì forse sarebbe stata un'altra partita. Mi dispiace per l'espulsione di Conte perché il rigore è netto, secondo me almeno, e quindi niente, però è una prestazione che ci dobbiamo tenere stretta perché ricordiamoci che abbiamo 7 infortunati. Forza Napoli sempre. Guido, tra l'altro Scott ha messo nero su bianco, insomma, le tue slide praticamente, ricordando in Mondovisione che insomma levateli Lautaro, Cialanoglu, Barella all'Inter per tanto tempo, Valerio, per mesi e mesi, esatto. Ecco, questo è la disonestà intellettuale, perché non è, poi togli la mia faccione brutto, metti queste qua, non è, ho messo da Inter a Inter, cioè da dopo la partita, non è una partita di emergenza o due, ormai è tutto questo periodo del campionato, cioè vedete da Inter a Inter, così è bella, uno lo vede graficamente, De Bruyne, via. Lobotka era infortunato quando si è fatto male De Bruyne e giocavano Anghissà e Gilmour, appena torna lui si fa male Gilmour, quindi non abbiamo avuto un attimo di pace,
No, e poi si fa male subito Anghissà, e quindi lì è proprio finita tutti e tre, ma prima di De Bruyne era Lobotka ancora infortunato, appena è tornato, vedete, ma sembra quasi fatto apposta, torna Lobotka, no, è all'11ª, cioè in realtà 36 si fa male, cioè, in realtà poi non è muscolare, l'ha detto Conte, aveva problemi di pubalgia, eccetera. E poi Lukaku, vabbè, da quest'estate sono 4, e adesso la partita con l'Inter non è da tanto tempo, né? Adesso salterà 3-4 partite, 3 sicura per dire. Però noi abbiamo 4 pedine, di cui 3 titolarissimi, che praticamente salteranno più di metà del campionato, e sono mesi dalla nona ad oggi che stiamo facendo a meno di loro, per dire, perché tranne chissà 3 partite, non è una partita di emergenza, non è 2, una settimana, un mese. Ragazzi, noi faremo più di metà campionato in emergenza. Pure De Laurentiis ha detto nel tweet, ovviamente quando sono live non riesco a vedere niente, quindi pure ADL si guarda le live. Ci sono le parole di Stellini, non so Guido, possono ritornare, non lo so se tu le hai sentite. Sì, quelle sì le ho sentite, oneste. Ci sono spunti importanti o le possiamo saltare? Che fossero le parole di Conte. Difende il suo allenatore. Ok, allora ascoltiamo un altro amico Bellini. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Manca quasi la voce perché gol del 2-2, insomma, la tensione è abbastanza alta, devo dire. Innanzitutto vorrei evidenziare nella marasma generale il secondo assist consecutivo del partente Nolang, come dicono tutti i giornali campani, in Turchia. Siete il male di questo ambiente, di questa società calcistica, insomma. Scusatemi, sono tolto questo sassolino dalla scarpa, ma robe allucinanti. Detto questo, prestazione importante dei nostri. Il primo gol, devo dire, regalato, veramente troppo facile. Scott, 2 gol, posizionamento in area top, però come dissi in qualche partita fa sempre un vocale, il suo unico grande difetto è che non è propriamente nelle sue corde. Quando Blinkovic vede la nostra porta nella nostra metà campo è pericoloso, è facile che possa perdere il possesso e regalare un'occasione importante. Di Marco ci ha puniti, anche se c'è grossa parte d'errore di Lobotka. Tu vedi il tuo compagno che è lì in difficoltà, si rischia 2 metri, vogliono dare, gira la Rachmani o Juan Jesus, questo è lo spunto che posso dare per evitare i margini di errore. Per il resto peccato, nel secondo tempo potevamo andare in vantaggio su quella defianza difensiva di Akanji, Højlund bravissimo a farsi tutto il campo, prende il palo, era un calciato bene in diagonale, e anche sul colpo di testa di Di Lorenzo. Detto questo, buon punto, siamo lì, siamo vivi, è la cosa più importante. Forza Napoli sempre, e lascio a voi il resto. Grazie mille, mi fa piacere che insomma adesso la prossima volta ti posso chiamare Francesco, me lo ricorderò, batterista, e sembrava simpatico. Va bene, no, non rovina la tua onestà intellettuale assolutamente. E quindi saltando le parole di Stellini. Comunque mi è piaciuto molto il messaggio, questa proiezione della prossima stagione. È vero, in quell'ottica, vista in quell'ottica, la cosa assume un peso notevole, perché comunque, io lo ripeto, sono 2 stagioni che loro sono più forti, ci sono oltre 200 milioni di differenza di valore di rosa, Transfer Market, che è un sito straniero che non è che fa favore, oltre, e tra l'altro in campo oggi erano molti di più, perché tra l'altro mancavano 4, tutti quelli forti nostri non il fatturato dell'Inter è più del doppio di quello del Napoli, gli ingiocabili, però sono 2 stagioni che non ci battono, no? Quest'anno lo vinceranno, l'importante è onorarlo, arrivare al terzo posto, vincere sta Coppa Italia, a metterlo a fianco alla Supercoppa, e l'anno prossimo essere tosti, perché è ovvio che deve arrivare in Champions per poter riscattare Højlund. E quella è la chiave della stagione. E se Elmas e McTominay si scambiassero ruolo? No ragazzi, deve tornare Anghissà, cioè, stanno facendo... anche perché è più fisico McTominay. Comunque no, c'è da dire, McTominay ha fatto di più il mediano in carriera, perché lo utilizzavano anche così. Lui ce l'ha raccontato bene nella sua intervista. Lui nasce numero 10, dice era un silky number 10 che giocava tra le linee perché era agile, un po' più anche esile, dopodiché ha messo muscoli, è cresciuto di 10 centimetri e si è reso conto lui, non solo gli allenatori, ma lui si è reso conto, sono un po' più lento nel girarmi in dribbling. E gli allenatori lo hanno un po' abbassato, perché poi quella fisicità ti torna utile. Anghissà, poi sapete che il movimento a giro del centrocampo del Napoli è McTominay, che non è costretto a stare così basso, ma non è così alto. Cambia molto, perché comunque tu hai le spalle coperte o dall'uno o dall'altro. Adesso si sta sacrificando, tra l'altro oggi una doppietta pesante, perché il Napoli non è in emergenza, è in crisi, quindi la sua predisposizione ad andare a concludere, a chiudere l'azione, arriva alla
è un po' tenuto a freno, no? Per non prendersi buchi. Il Napoli oggi non ha avuto un gol sfortunato, perché è vero che hai perso quella palla, poi subito, non la prima azione, il primo naso fuori dall'aria è un gol lì, un gol nell'unico spazio possibile che la puoi anche non tirare pulitissimo, però non chiediamo la luna, nel senso, noi siamo non in emergenza, poi diventiamo noiosi e ripetitivi, però io voglio sperare che almeno Anghissà torni. Ripeto, Certo. poi non sappiamo che cosa si è fatto, poi mentre di Virmo sappiamo che i tempi non sono brevissimi, ragazzi, per tornare dall'operazione peggiore. Vedete, Buongiorno è un tema, Valerio, Buongiorno è un tema serio, perché noi l'anno scorso purtroppo la pulce ce l'ha messa lui, che è mancato tutta la seconda parte della stagione. Che il ragazzo è un ragazzo serio? Sì. Forte, sì. Ha dimostrato di essere forte? Sì. Qual è il suo punto interrogativo? La tenuta fisica. Allora è solo un problema di adesso di ritrovare la forma, stiamo tutti più sereni, ma mi fai venire in mente una cosa, la famosa legacy dei difensori del Torino, perché Bremer, no? Grandissimo difensore, va però sfortunato a livello fisico. Scurs, che doveva essere l'erede, così. Chi l'ha visto più? Operazione, ricadute, così non l'abbiamo visto più. Buongiorno, poi così. E adesso forse quello che sta uscendo un pochino è Coco, a cui auguro il meglio, perché Torino ha sempre avuto grandi difensori, stanno giostrando adesso con... Buongiorno non ha dimostrato le lacune pericolosissime che sta dimostrando continuamente Beckham. Beckham oggi è stato l'anello debole sia in impostazione, quanti passaggi sbagliati, anche banali, che in chiusura. Cioè ha dimostrato di essere un giocatore forte, Buongiorno. Ripeto, poi non sappiamo nulla, brancoliamo nel buio, però noi l'anno scorso sappiamo che ha saltato tantissime partite, tutta la parte finale della stagione. Allora, Juan Jesus, io proprio non devo dirgli nulla perché credevo nelle sue qualità tecniche, tattiche, umane, caratteriali, eccetera. Ma di nuovo non è che posso pretendere che faccia 40 partite lui anche nelle rotazioni. La prossima la salta perché era diffidato, 5 gialli e quindi già non c'è. Ma non è quello, a lei serve Buongiorno per un giocatore forte e abbiamo un punto interrogativo anche perché Beckham non ci sta dando queste garanzie. Poi speriamo esca fuori migliori come là, però anche lui comunque subiva qualche infortunio di troppo, nonostante un Marcantonio. Allora cioè, il filo conduttore è quello, pigliatevela con Cairo. Nel buio, non so dirti niente, Valerio, no? Però ho detto dobbiamo capire, perché ovviamente contarci a pieno regime è una cosa, cioè Napoli di un certo tipo di livello, non contarci più è un'altra cosa. Occhio, è più importante l'assenza di Dumfries all'Inter che quelli che mancano al Napoli. Beppe Bergomi, Sky, ore 23:30, lo ha detto veramente. E queste sono cose che poi noi dobbiamo subire, poi uno, ho capito essere tifosi, ma si scade nel ridicolo. Cioè, io ricordo che anche sa quante aveva fatto, ha vinto 5 volte il premio come miglior giocatore della partita, aveva vinto il premio migliore, ma queste premio sono una sciocchezza nel calcio. Stava facendo partite aveva aggiunto i gol a quelle che sono le sue prestazioni. Scusa, mi hai anticipato, bravo Valerio, 4 gol e 4 gol, cioè comunque 2 bocche di fuoco che noi non è che segniamo già tantissimo, lo sappiamo, 1,56, 1,53, 1,55, quello ormai la nostra media contiana. Lo so che erano rigori quando ce li davano, però De Bruyne, bello, tu andavi lui al dischetto, ti mettevi sereno, gol, bello, anche i suoi 4 gol li aveva fatti, questi 2 giocatori comunque hanno portato a casa 8 gol, anche uno su punizione. Non sappiamo, può darsi che non ne segnava più, però anche un altro gollettino con l'Udinese, anzi, quindi ascoltiamo gli amici Bellini che è meglio di Lukaku, proprio buttiamolo via, cioè un pippone clamoroso, Bergomi. Francesco, sul rigore voglio dire che anche se ormai è codificato dare rigore su questi step on foot, però non hanno avuto nessun svantaggio dal fallo, perché la palla è andata verso chi poi ha tirato 2 volte, e quindi la regola è sbagliata, perché non è che ha fatto lo step on foot e lui non ha potuto tirare, il passaggio l'ha fatto prima. È chiarissimo, Francesco. Ovviamente questi vocali sono un po' retrodatati, nel senso che voi li scrivete a fine partita, li registrate a fine partita ovviamente, e ho già detto proprio esattamente questo, cioè nel senso
a termini di regolamento li stanno dando in linea generale questi falli, a termini calcistici proprio, contatto di gioco, la palla non è andata al Napoli, ci sono stati 2 tiri dell'Inter, quindi si può rivedere, si può parlare se il pestone che avviene a palla contesa è un fallo oppure no, è una cosa che è capitata. Oggi l'Inter è stata fortunata, molto, perché nel calcio poi un po' devi essere fortunato, perché i pochi episodi che ha avuto sono stati al 100% a loro favore e non di poco, e noi siamo stati per spreconi, gol mangiato, niente, di nuovo gol mangiato, e ti spiego perché. Perché Vaina chiude bene su quel palo, poi sembra uno deve stare anche in porta. Vi invito una volta ad andare a una porta di calcio e vedere che significa stare mezzo passo più avanti, più dietro, e prende l'unico spiraglio possibile toccando il palo interno e entrando gol. L'ha tirato con paura il rigore, no, vedilo bene. Infatti ha tirato forte senza pensiero, perché lui tira dall'altro lato. Ha tirato un rigore incredibile. Però ha preso l'ultimo centimetro utile del palo interno, lo prende un po' di lì, ti va fuori. Sì. A uscire incredibile sul palo. Vale le ha tirato non con la paura quando lo sbagli, ma con la paura nel senso che si è tolto, lui ha forzato un rigore che non l'ha forzato. In questo, scusa, sono stato impreciso. No, è chiaro. Scusa. Ha forzato una tipologia di giocata del rigore che non è sempre nelle sue corde, e ha preso l'ultimo centimetro utile del palo interno, perché lo prendi leggermente spostato più lì e non è interno che ti va in porta, che ti interno che torna indietro, anche perché è così forte ti schizza fuori. Quindi stiamo parlando di 2 centimetri da un lato e 2 centimetri dall'altro, che sono stati 2 gol di centimetri. Højlund di 8 centimetri perché ha preso il palo esterno, anche lì prendi quello interno e bacia dentro il gol. Però era molto defilato e ci è arrivato più stanco di Marco, perché l'azione... voglio rispondere a Giuseppe. No. Allora, se vuoi ascoltare me, io ti ho detto in alcuni video, aspettiamoci prima Anghissà e poi Lukaku. Questo mettilo da parte, perché sono voci che mi arrivano. Dopodiché parla Manna ci dice ufficialmente, noi facciamo conto che non li abbiamo. Quindi se ci dobbiamo guardare intorno per il mercato, se deve succedere qualcosa col mercato, noi stiamo ragionando come se non avessimo Lukaku e non avessimo De Bruyne. Quindi questi due non sono a breve giro che tornano tra una partita, 2 partite. Parliamo ancora di mesi, e poi quando tornano De Bruyne dovrà fare una riabilitazione, Lukaku forse ha cominciato a farla la riabilitazione, ma è roba lunga, purtroppo, molto lunga. Allora, quando dobbiamo ospitare un medico, un fisioterapista bravo, quindi io non voglio entrare, perché tra l'altro non è la caviglia, in un terreno non mio, però almeno ragioniamo in maniera seria, logica. Lukaku ha subito un infortunio gravissimo, escludendo i primi 2, tendine di Achille e il crociato, che credo che nel calcio e non solo sono i 2 infortuni più gravi, che ti portano 6-8 mesi, eccetera. Poi dici 4 ci vuole, ma è un infortunio massima gravità, e lui ha scelto, e quella è una scelta, non puoi, di non operarsi. Allora, in ogni infortunio c'è un intervallo di tempo. Io so, quando l'ho fatto alla spalla eccetera, parlavo col fisioterapista, gli dicevo non mi dica bugie, cioè non mi illuda, e dicevo una spalla meno di 6 mesi no, e poi lui mi diceva tu ce la farai in 5 perché sei una macchina, però non in 3 mesi, cioè non si fa. Allora il suo infortunio è grave, non è il tendine dell'Achille, non è il crociato, ma era un infortunio grave. Poi ovvio incomincia a scrivere i siti, no? Per novembre ha messo nel mirino la Juve del girone di andata per il Supercoppa, cioè cretinato. È scelto molto probabilmente sia per la sua tipologia di fisico, io sto ragionando per logica, e perché si spera che con quella tipologia di riabilitazione più conservativa, non dico che accorciavi, ma non avevi l'operazione, sono tempi tra virgolette certi, non certi, c'è sempre quell'intervallo, però tu sai che intanto dice partiamo dai 5 mesi, diciamo, lì era un punto interrogativo che potevi oscillare anche un mese prima,
Non sto dicendo, quindi non colpa di Canzema, ragazzo, perché Ranzo ci teneva, si è fatto una preparazione da Dio perché quest'anno doveva essere il suo anno, quello avrebbe sfondato le porte. Ora, non è che, non voglio dire che qualcosa non è andato male. Mm, tu non saprai mai come reagisce il tuo fisico, perché parliamo, no? E quindi è un punto interrogativo. Conte l'ha portato in panchina, ma stiamo parlando di due che uno che gli ha fatto vincere scudetti, Lukaku all'Inter al Napoli, un altro che si fida, cioè c'è un rapporto umano che non è come Sarri che non schiera Maggio all'ultima partita col Crotone. Ci sono delle alchimie nello sport per alcuni allenatori e giocatori che vanno al di là del risultato. Qua ci vuole lo striscione. Io credo che sia stato anche giusto, non solo che lui dà la carica ai compagni, ma ha un senso sportivo quello andare in panchina. Il Napoli perché ha fatto la Supercoppa? Perché ha vinto lo scudetto, che gliel'ha fatta vincere anche Lukaku col suo carisma, ed era giusto che un uomo che ha contribuito alla vittoria dello scudetto fosse presente, non solo a festeggiare, perché anche grazie a lui tu hai potuto disputare la Supercoppa. Ci sono dei valori umani che vanno al di là dello sport, però la gente si è fatta infinocchiare dai vari colleghi sì, perché stava lì. Quando Guido e infatti continuo a metterlo in grigio io Lukaku, vi dissi, mi sto prendendo una licenza poetica, non è una licenza poetica perché non è letteratura e calcio, ma io lo considero infortunato anche se del referto risulta in panchina, ma non terrà mai. Ecco, lui ha optato per una diversa tipologia di ripresa rispetto a De Bruyne, probabilmente come atto di generosità per accorciare i tempi. Non è detto che questa cosa vada in porto e può darsi che tu li porti come un intervento, eccetera. De Bruyne che punta al mondiale, la stagione del Napoli lui l'ha mai archiviata, cioè lui punta, voglio tornare per marzo, pure se torna a fine marzo che me ne frega, l'importante è che io quel mese e mezzo che lo faccio a 1000 e sto addirittura perfetto per i mondiali. Quindi De Bruyne ha fatto una scelta e l'ha deciso in un giorno di operarsi, perché non poteva avere il punto interrogativo di una cosa conservativa, tra l'altro lui è già ricaduto con quel tipo di infortunio, no? Di avere il dubbio di saltare i mondiali. Sto parlando solo da un punto di vista logico medico, ma da un punto di vista della fisioterapia, dei trattamenti, eccetera, ospiterà, se vuole Valerio, veramente una persona. Io non sono medico, non faccio quello medico in 5 minuti, però amiche Bellini, amici Bellini, cortesemente cerchiamo di mettere non solo l'italiano, ma la logica al centro della nostra community, altrimenti ci facciamo prendere con quelli all'anello al naso. Non c'è nessun complotto, nessuna cosa lì, si è fatto male, è un infortunio gravissimo, terzo come nella scala probabilmente al podio, e il recupero è più lento di quello che lui sperava, ma era una speranza perché 4-5 mesi erano di base, ragazzi, quindi non 2 e mezzo, 3 ha messo nel mirino, eccetera, eccetera. Poi Lukaku, e chiudiamo, non è Mertens, 90 kg di Marcantonio, cioè le fasce muscolari di una persona che pesa così tanto e così alto sono diverse da un brevidino, una persona di 1,68 m, 65, è tutto più lungo, più faticoso, no? E qui poi ci potremo dedicare. Ci vuole pazienza. Dobbiamo sperare che almeno Anghissà e Neres, diciamo, che sia solo di primo grado, Billy Gilmour, io penso per fine febbraio, voglio essere ottimista. E abbiamo risposto anche ad Andrea con questo. Ascoltiamo un altro vocale. Buonasera a tutti amici bellini, amiche belline. Grandissima partita, mi sono divertito, abbiamo giocato bene contro una squadra informissima come l'Inter, molto forte. Raga, io dopo questa partita posso dire che se non avessimo avuto tutti questi infortuni lo ammazzavamo sto campionato, ma veramente lo ammazzavamo. Però c'è anche da dire che se non avessimo avuto tutti questi infortuni probabilmente Conte non si sarebbe sbloccato nel cambio modulo e nell'inserimento degli altri calciatori, quindi dai, tutto succede per un motivo. Forza Napoli ragazzi, sempre. Questo è ovvio, Guido, perché poi dipende, se le cose andavano bene non c'era nemmeno il bisogno di fare dei cambiamenti, perché finché le cose vanno bene un allenatore... No, poteva essere solo giusto un cambio di sistema di gioco, di modulo, ma l'idea di avere un Napoli che gioca di più positivo, costruisce di più, lui l'ha lanciata dal primo momento dicendo che comunque ci sarebbero state delle difficoltà, non lo fai così, che poi
che ritornavi a 3, a 3 e mezzo, 4+1, 5-6, lì è un altro discorso. Anzi, lì tra l'altro ha smentito tutta la narrazione che è un integralista, solo giocare 5-3-2, cioè il Conte di Napoli può essere antipatico, piagnone, che poi non lo è, però veramente ci ha sorpreso, perché lui ha prima demonizzato, è stato molto severo sul nostro 4-3-3, che siamo morti di 4-3-3, poi l'ha recuperato, poi è asimmetrico, cioè veramente quello che diceva Valerio, cioè questa è una bella community, quando disse io voglio crescere, purtroppo non abbiamo imparare più sì. E poi alla fine ti è vero, mi ha accontentato, anzi ogni partita c'è qualcosa di nuovo da farmi studiare. Senza quello di Lukaku, sì, Valerio, leggi. Questo è corretto, pure Alfredo dice, se Lukaku si fosse rotto il 1 settembre, com'era la situazione? No, non veniva, è ovvio. Perché Luca e Lukaku. Ma infatti ho detto, noi dobbiamo andare in Champions perché il riscatto di Højlund è condizionato alla qualificazione, non solo per un fatto di punteggio di soldi, non è un riscatto con obbligo, è un po' cervellotico anche la futura rivendita, al secondo anno c'è la clausola, non al primo, ma è evidente che quella è stata una scelta obbligata, perché Conte non è detto no, io non lo posso fare un campionato con Lucca, ragazzi. Poi io non lo so se l'ha voluto lui, se si aspettava di più dal ragazzo. Ma ad esempio anche questo io trovo che sia disonesto, quando quelli che devono per forza difendere come i colleghi della società, l'ha voluto lui. Ragazzi, siamo esseri umani, lo so che stiamo demandando tutta l'intelligenza artificiale, così sembro vecchio se dico queste frasi, poi vi racconto una cosa carina che è successa, però cioè, possiamo fare il lungo elenco di qualunque squadra, non solo il Napoli, i giocatori che uno si aspettava di più. Io mi ricordo Diego era fortissimo, quando l'ho presa la Juve disse oddio è finita, è andato malissimo la Juve, no? Ma chi se lo sarebbe aspettato? Quello era forte, cioè veramente dava del tu, del voi, del lei, dell'essi al pallone. Zidane lo stavano buttando via, poi sappiamo che il campione, no? Ho detto non è sempre automatico, immediato, quindi mettiamo che lui proprio l'ha scelto solo lui, non c'era una lista di questi 5, era il quinto della lista, però non è automatico che è un giocatore, e infatti noi dobbiamo essere scontenti se Beckham a dispetto di no, ma l'ha detto Zazzaroni che no, non ci sta dando garanzie, che Guterres fa il compitino, ancora non è uscito fuori come personalità, la speranza che migliori, no? Højlund no, sta migliorando esponenzialmente, però c'è da dire che su Højlund Conte ci ha messo, come dicono quelli bravi, ci ha messo la faccia, cioè si è esposto proprio in prima persona, perché probabilmente ha capito subito le qualità. È carino nel film del Napoli, quello dell'anno scorso, quando Simeone, cioè in quell'intervista dice noi dal primo allenamento ci siamo guardati e detto ma quando giochiamo assolutamente. Se è vera sta cosa, è anche lui un cucciolo, perché poi sono tutti dolcissimi i giocatori, appena vengono a Napoli si è scusato per non aver segnato sul lancio di Vania. Amico mio, è andato a baciare il palo. Sì, ha baciato il palo. Però ha fatto una partita. Sai la cosa che è importante, che Lang acquisisca da Elmas e Højlund mi sta piacendo, perché Højlund, al di là della giocata, del combattimento, non ti ha mai dato minimamente l'impressione, la paura che uscisse mentalmente dalla partita, anche quando hai sofferto e non hai prodotto azioni di attacco, che lì diventa difficile per un attaccante, no? Perché perdi continuità, e questo era bravo Mertens, cioè. E altri giocatori del Napoli uscivano dalla partita, perché poi tu puoi avere quella giocata, e questo è importante, non uscire perché veramente poi 90 minuti può essere, e questa, se tu inizi a non avercela, poi è difficile, può darsi pure che non l'avrai mai questa mentalità, invece sei discontinuo all'interno delle partite. Questa cosa mi sta piacendo, ripeto, a parte dei movimenti. E Lucca, più che il fatto è sgraziato, non difende pallone, troppe volte è entrato per fare movina e non serve, perché tra l'altro noi siamo una squadra tecnica, cioè non così qualitativa come piacerebbe a Guido, ma a livello di Serie A che è molto bassa, perché io amerei ancora di più, no? E quindi
quei falli stupidi che tu spingi il difensore e ti vedono, no? E intanto perdi tempo, si perde l'azione, fai polemica, lì non serve, anzi danneggia, no? Perché non sta entrando con la mentalità giusta. Specialmente perché entra quando devi recuperare alla fine, quindi dovresti, più si perde tempo e peggio è. Guido, messaggio di Versatile, questa cosa mi interessa anche a me. Come Chiosa, alla domenica sportiva già stanno ricamando sulle parole di Conte rivolte all'arbitro Piccione, già stanno ricamando. Conte ha detto vergogna, vergognatevi, cosa azzo avete visto? Vergogna, e quindi credo saranno 2 giornate, salterà Parma e Sassuolo. Una settimana di ferie per Conte mi fa ritornare in mente dopo Bologna, e quindi per me questo è una cosa che mi piace. No, non sono nata Ego perché non c'era nessuno. Ricordati, Fabio, che quando Conte se ne andò e così, che era concordato, non c'era nessuno perché non era nazionale. Comunque è possibile 2 giornate, Guido? Io da questa tutto poi. Non è successo quest'anno, però ho detto tu lo sai che la Gazzetta anticipa già le cose prima, che cosa assurda, no? Poi mi sembra a volte che loro suggeriscano le giornate di squalifica, le cose, quindi qua mi metti in difficoltà. Io ti direi una è ben pagata, no? Perché abbiamo visto molto di peggio, non che ha fatto bene lì, però non è che abbiamo visto parolacce e bestemmie senza manco una giornata di squalifica anche quest'anno. Abbiamo visto appena il portiere del Milan che ha detto all'arbitro hai ragione. McFratem, no, questo per dare completezza alla storia di Billy. Puntini ripetutamente, credo che sia peggio di vergogna, perché vergognatevi, sei andato al di là, sei stato espulso, ma figlio di buona donna, credo che sia un insulto personale. Esatto, si va sul e non personale. mi sembra che ha preso niente, né squalifica né con... Vabbè, ascoltiamo. Ciao Vale, buonasera. Credo che, come ho detto in chat, che Conte l'avesse in serbo questo show, queste reazioni, perché un po', secondo me, per alzare in momento critico la squadra, per imporre un po' una reazione e un po' per preparare il terreno per le prossime partite, perché sicuramente non è l'ultimo arrivato e sa cosa aspetterà il Napoli nelle prossime partite, visto quello che abbiamo visto a Verona. Detto questo, abbiamo avuto una reazione veramente da grande squadra, spero che continui così. Forza Napoli sempre, ciao ragazzi. No, ragazzi, non fate questa dietrologia delle altre partite. Quello c'è un amore che meraviglioso tra Marotta e Conte, che di vecchia data anche, insomma, con l'Inter non si sono lasciati bene. Marotta è proprio un uomo Juve, cioè, sta facendo all'Inter quello che faceva, cioè, l'andata. Marotta dice no, ma io sono andato, gli ho stretto la mano, cioè, c'è un amore meraviglioso, e giustamente Conte questa partita di sicuro la voleva vincere, a prescindere dal campionato. Guido, aspetta, mi caso. No, si sente? No, non si sente. Vabbè, io non spero che si sia sentito. Io Guido l'avevo sentito. Poi lo recupero, però lui parla un attimo. Però è bellissimo perché è proprio lo statement, capito? Facendo proprio l'elenco. È bello perché se tu fai l'elenco si capisce, si sente ancora di più quanto ci sono venuti a mancare tutti. Amici bellini, ciao a tutti. Di ritorno da Milano, senza voce, temperatura 38,4, però per il Napoli questo è altro. Comunque qua solo per dirvi che se una squadra va sotto 2 volte a Milano così, con tutte le problematiche che abbiamo sotto, e la riesce a riprendere, e ti dirò di più, potevamo anche fare quei 2 punti in più, però prova da grande squadra. E voglio proprio sentire quelli che criticavano McTominay anche l'anno scorso, prima di questo periodo, era 2-3 gol in campionato, se stipati per i gironi di ritorno. No, ma chi è che criticava McTominay? Perché poi io ti devo fare un ringraziamento personale in live perché mi ha accontentato sul fatto di Elmas, poi lo spiego perché non è un fatto di Elmas, lo spiego subito dopo.
McTominay si è fatto male durante i ritiri, però questa cosa è sparita Hai dalla ragione, hai ah, ragione. Memoria. quando tu ti fai male, interrompi la preparazione, però poi devi iniziare il campionato, quindi non ti puoi... È un incubo quella stagione. Che lui l'ha già recuperata e sta facendo una grande stagione, io sinceramente posso dire, non me l'aspettavo, perché statisticamente, storicamente, io me ne ricordo delle persone che si fanno male durante la preparazione e arrancano per tutta la stagione, non perché sono sfaticati, è stato un caso, come si chiama, perché è la cosa proprio che non deve succedere, quel tipo di, proprio durante la preparazione relativa. Lui È non vero, l'ha ha fatto una compreso. preparazione proprio È scarna. scarsa. Scarna, Poi sì, ovviamente perché... oltre questo a cui do l'80%, se vi piacciono i numeri alle persone, cioè l'adattamento con De Bruyne, ma io vi dicevo ragazzi, guardate che sono centesimi di secondo. In altri, guarda quanto è bello se tu vai a riprendere questa cosa che vi dissi, in altre occasioni lui quel gol lo faceva e è arrivato prima l'altro perché aveva quella brillantezza per arrivare col tempo giusto. Oggi quel gol l'ha fatto a Milano, ma perché ha la gamba, che ha fatto un gollazzo oggi. Lui non è attaccante, ha iniziato l'azione da dietro. La gente si è dimenticata totalmente che lui ha iniziato senza la preparazione, che si è fatto male là. Questa cosa è sparita. Io perché ti ho chiesto la cosa di Elmas? Perché sapevo che è una cosa che non sarebbe esistita, come il 90% dei torti che noi abbiamo subito, soprattutto prima dell'avvento di YouTube, delle cose. Siccome è vero che i social sono sempre accusati, e fortunatamente non è il caso nostro, di mettere zizzania, parolacce, eccetera, fallito là, non ci interessa. Noi questa cosa ormai non so, da mai l'abbiamo fatta, quindi non figo. Però è un fatto che almeno non vigiliamo, non ci restituirai punti, nessuna soddisfazione, la ragione degli scemi lo dicono a Napoli, ma almeno storicamente Valerio rimane una prova di quella cravatta al collo che è. 176.000 visualizzazioni su Instagram. Altrimenti quella cosa non sarebbe mai esistita, Valerio. Mai esistita. Anche perché l'open VAR, perché alcuni mi chiedono, ma l'open VAR che fine ha fatto? Qualcuno ha visto la pubblicità tutti i martedì, quindi arriverà un open VAR martedì dove probabilmente si parlerà delle ultime cose, si farà vedere, non lo so, il rigore, qualche altra cosa. Probabilmente, ma credo, ma cosa non verrà detta. Ipotizzo. Perché poi nella chat dei poeti estinti c'è una persona che è 100 volte più brava di me, che ha detto delle cose intelligenti e io riflettevo durante la notte. E sai perché cosa riflettevo? Dicevo, tutti si soffermano sull'elemento sbagliato, perché noi siamo figli di una nazione di colleghi piagnoni napoletani che ci fanno fare una brutta figura. Avete visto, gli ha messo 8 e 6, come si chiama il sistema? Il sistema non è quella la prospettiva giusta. La prospettiva giusta è quella dei poeti estinti, di noi. Da dove scaturisce questo 8,60? È molto più logica. Cioè tu gli dai 8,60, fammi capire quali sono i criteri di valutazione degli arbitri. La cosa piagnona è quelli che seguono non ci uccide nessuno, ma noi da così non ne usciamo fuori. A me interessa capire, ok, Rocchi ha dato, io non va benissimo, hai dato 8,60. Perché dai 8,60? Perché questo è giusto, questo è giusto. Allora soffermiamoci solo sul rigore, per farti capire come è logico il sistema arbitrale. Se lui ha visto bene, perché quello è il rigore, ma lui non l'ha dato il rigore, esatto, quindi non ha visto bene, quindi è un errore, perché lì è un cortocircuito. Io non so, allora azzeriamo tutto, non è il Napoli Verona, è Trani Caltanissetta, così non dicono, ok? Allora ragioniamo che quello è il rigore. Se quello è il rigore, l'arbitro non l'ha visto, quindi è un errore, ed è un errore grave non aver visto il rigore, che ti ha corretto il VAR. Se però quello per me non è rigore, manco per Cesare, ha detto la cosa che ha detto Guido, talmente non è rigore che Buongiorno ha perso l'orientamento, non sapeva dove era lui il pallone, eccetera. L'arbitro ha visto bene, l'ha corretto il VAR, ma lui non ha avuto la personalità, quantomeno dico, farmi vedere più inquadrature possibili, perché io dal campo invece ho avuto un'alta percezione, quindi è una cosa giusta che diventa un errore, che diventa una cortesia. Perché 8,60?
Rocchi, voglio capire, la valutazione dell'arbitro deve essere perché dice non ha fatto errori, la partita non si è incattivita, cioè ci devono essere degli elementi, come io quando valuto un film, no? Ci sono degli elementi che possono essere estetici, innovativi, la fotografia, attoriali, la regia innovativa. La mia critica nasce da un'analisi del film, no? Non così. E io te lo spiego, Guido, ma perché hai promosso quel film? Perché c'è questa, io non avevo notato questa cosa qua. Quindi l'argomentazione è perché 8,60? Allora andiamo a sviscerare ogni singola azione e ogni singola azione è frutto di una contraddizione. Quella è il ragionamento che mi interessa di più, non piangermi addosso. Avete visto, l'ha promosso, non viene fermato. È da Piagnoni, quello è da Piagnoni. Poi la stesso gol, cioè, le azioni controverse nostre sono le azioni di debolezza, infatti non c'è Opervar là, e sarò curiosissimo di sentire se lo faranno mai il giro del mondo in 80 giorni di Rocchi, perché di nuovo se lui ha visto bene, aveva visto bene l'azione, quindi bravissimo l'arbitro, aveva visto che non l'ha presa di mano. Se non l'ha visto bene e l'ha corretto il VAR, però si è accontentato di solo inquadratura. Cioè le azioni del Napoli, anche se noi ci abbiamo rimesso 2 punti, forse lo scudetto, perché andavamo con l'Inter che aveva più paura di avere il Napoli a -2, poteva subire il sorpasso. Oggi sapeva che non avrebbe subito il sorpasso. Psicologicamente è diversa la partita. Ma per questo io voglio sentire se al VAR già gli dicono guardano e non vedono la gomitata, oppure se la vedono e non la giudicano. Però sul fatto di Elmas lì non ci sono santi, è davanti ai giocatori, non ha nessuno, è un'azione da fermo praticamente, perché non è un'azione, un fuorigioco di 1 millimetro, cioè, quello è il regolamento. Allora ho detto, allora ci sono tante cose, io voglio capire come nascono, qual è il criterio per valutare alla fine l'arbitro, non mi interessa che voto gli è dato, perché poi lo voglio capire se è coerente. Poi c'è stata quella famosa intervista, lo possiamo citare, CRC, noi siamo dei gran signori, dove un ex arbitro ha detto delle cose che non sono carinissime, diciamo. Bello questa immagine che mi fa vedere Francesco Perrone, praticamente il recupero sulla linea di Lang, paragonato al recupero sulla linea, credo qua fosse, fammela aprire grande, non lo so se è Pacio o Mendes. Ascoltiamo. Comunque è davvero molto interessante vedere il paragone fra queste 2 foto, cioè da una parte Noah Lang nella partita di stasera che fa l'assist per il secondo gol di McTominay, il gol del pareggio, e dall'altra William Pace nella finale di Champions terminata poi 5-0 per il PSG. Ed è incredibile come sia praticamente lo stesso contrasto contro lo stesso calciatore, ovvero Barella, che potrebbe andare a rappresentare un po' la fame che magari è mancata all'Inter sia la scorsa stagione, che potrebbe magari mancare anche quest'anno. E mi voglio collegare alla finale di Champions. Lo so che magari a Guido queste cose non piacciono, però prendiamola come un vero e proprio giochino. Secondo voi, domanda che faccio sia a Valerio che a Guido, qual è la favorita per vincere la Champions League? Cioè proprio la squadra che dite secondo me vince questa qui. Dobbiamo vedere poi come sono gli accoppiamenti, perché essendo un tabellone tennis cambia moltissimo. L'anno scorso c'era tutto uno sbilanciamento, Real, Liverpool, vediamo in che parte c'è il Bayern Monaco, vediamo, se no facciamo quegli stupidotti in questo tipo di competizioni. Com'è poi il tabellone cambia parecchio, certo. Cambia molto, no? Perché quantomeno, non voglio dire da vincitrice, quantomeno ci possiamo sbilanciare sulle semifinaliste, perché altrimenti noi potremmo dire sono semifinaliste Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, poi ai quarti comunque è previsto eventualmente, no, da uno scontro tra 2 di questi, come si chiama, e stanno 3 su 4 da quel lato e solo una potrà andare, detto, quindi la domanda è carina, è giusta, eccetera, però noi siamo persone serie, fateci fare le persone, cioè scherziamo, ridiamo, serie nel senso non pallose, però buttarla così non ha senso. Vediamo l'unica cosa che sicuramente il Bayern Monaco quest'anno c'è il vento avvelenato, perché la squadra è molto forte, il campionato dovrebbe vincerlo, ormai si è tolta la maledizione Harry Kane perché ne ha portati intanto 2 di trofei, sta segnando come se non ci fosse un domani, tutti dicono l'Inter punta, però chiaramente ci sono delle squadre che per tradizione sappiamo il Real, però il Bayern io credo che vorrà fare un po' di più rispetto all'anno scorso. Io ti dico,
Quando è stato? Stamattina? Cioè oggi? Bayern-Wolfsburg 8-1? Sì. Cioè, a livello di numeri, ma non solo dei gol fatti, dei propri numeri, cioè quanto stanno in aria, quanto recuperano il pallone, quanto quanto poco subiscono, il Bayern quest'anno sembra una squadra superiore a L'anno tutte. scorso ebbe 8 infortunati quando incontrò l'Inter. Esatto, anche l'anno scorso era così, però quest'anno potrebbero avere, come ha detto Guido, questa voglia di rivalsa, perché poi sono usciti e forse pensavano di poter Tra l'altro arrivare almeno in finale. all'Inter non è che l'Inter ebbe parecchia fortuna, che poi ha scontato. E quindi se hanno risolto quelle cose in difesa, che a volte qualche amnesia tra Kim e De Ligt che non si trovavano, che adesso non sono più, insomma, De Ligt è andato e Kim si alterna, i numeri vogliono che il Bayern sia avanti alle altre. Poi ovviamente incontri un Arsenal che ti segna sui calci piazzati meglio di chiunque altro, incontri un Paris Saint-Germain che decidono no, guarda che oggi facciamo la partita come l'anno scorso, e lì potrebbe anche essere interessante pensare che Bundesliga e Liga 1 hanno comunque 4 partite in meno in totale nei loro campionati, e sul lungo, come vediamo, visto che gli infortuni capitano un po' a tutti, non solo a noi, potrebbe anche essere un vantaggio per loro. La butto Ma io là lo così. so, non cediamo di Il City, non ce lo dimentichiamo, è chiaro. Sì, lo so. Io dicevo, siccome vengono sempre citate le due della Spagna, lo sappiamo, Real Madrid, Barcellona, il City, il Liverpool, però il Bayern, anche perché sta in Germania, non so, è una squadra che ha sempre avuto poco glamour internazionale. Invece, intanto sta giocando un gran calcio, Ma veramente 3 gol, allora veramente ognuno poi ha delle specializzazioni, altri 3 gol da calci piazzati l'Arsenal. Il City poi è interessante perché Guardiola ha cambiato un'altra volta il modo di giocare. Veramente io, Guido, chiuderei. Ancora c'è sempre questi rumori. Il post partita di Mediaset ha dato 5,5 a Højlund. Sì, ma io ho fatto un po' di random, ho sentito 5 buttati come se piovesse. Vabbè. Ovviamente vediamo tutte partite diverse. Detto, quando sento dire che quello era fallo e munizione su Juan Jesus, e poi dal replay vedi che pure io in diretta, ti devo dire la verità, dal campo lungo in alto ho detto cavolo, è andata di lusso perché l'ha trattenuto, ti dico sarei caduto in tentazioni. Dal replay, dal basso mi sentirai in reaction, dico proprio purtroppo è rosso, e poi lo rivedi ed è un altro paio di mani. Poi quando hanno fatto l'unico brevissimo replay dico, mamma mia, invece l'ha trattenuto, lui è stato bravo a staccarsi, però va bene sui 5 oli, tanto voglio sperare che dia più importanza ai suggerimenti che gli daranno lo staff. Poi i giocatori, soprattutto quando imparano a vivere in Italia, conoscere l'italiano, li vanno a leggere. Però oggi contano anche tanto i social, per esempio se frequento il canale di Valerio, prima c'erano solo i voti, 3 quotidiani sportivi, e comunque tutti i calciatori dicevano, li facevano. Però se Politano segue Erfaina io non ci posso fare niente. Guido, ultima domanda della serata. Dopo queste ultime partite pensi che il Milan possa ancora dare fastidio? Secondo me Allegri ha fatto la scorta di quadrifogli, ma può durare mai all'infinito? No, io ho detto che questo campionato vince l'Inter. Se si suicida c'è il Milan lì, noi dobbiamo fare il nostro percorso, che tra l'altro non è più accidentato, è peggio con tutti gli infortunati, però non ha la qualità, cioè si deve suicidare l'Inter e quello sta lì. Ma io mi aspettavo questo campionato ottimo del Milan partendo indietro, però si suicida l'Inter e il Napoli ha tutte queste difficoltà, altrimenti col cavolo non ha. Poi bisogna vedere anche il mercato, la qualità da essere una squadra campione d'Italia, sta facendo il campionato che merita di fare, con il calcio che propone Allegri, quindi nulla di più, ragazzi, nulla di meno, anche con gli aiutini. Io odio questo termine, però non mi stupisco, non l'ho mai detto è favoritissimo, però in Champions ci va. Quindi un calcio molto speculare, per niente spettacolare, sta prendendo anche qualche gol più di quello che lui si aspetta, Allegri. Noi abbiamo la Roma, come insomma si sono avvicinati Roma e Juventus,
Queste due partite sono molto 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 difficili con Parma e Sassuolo. Tra l'altro noi, meno male che il Parma non ha perso, perché sennò affrontiamo sempre una squadra che ha appena perso più partite. Il Verona non aveva mai perso 3 partite di seguito, infatti non le ha perse. Cesare ha detto minimo 2 giornate, ecco. Hanno già decretato. Vabbè, allora io la chiosa è questa. La chiosa è questa. Mai come questa volta, visto che l'Inter, il Milan e il Napoli hanno tutte pareggiato in questa che è la prima partita del girone di ritorno, ci farà capire moltissimo quelle che saranno i recuperi. L'Inter con il Lecce, il Napoli con il Parma, dove non si può fallire, lo ripeto ad alta voce, non si può fallire assolutamente, e il Milan con il Como, che comunque è una delle 3, è la squadra che più ti può mettere in difficoltà. Il Como immaginiamo che avrà il pallone, il Milan si difenderà, occhio ai contropiedi, signor Fabregas, perché quella è la forza poi del Milan di Allegri. Da lì si capiranno molte cose, perché siamo in 4 punti con la Roma che però sta là perché ci ha acchiappato, quindi questo recupero, ecco, adesso che chiudiamo il girone di andata capiremo secondo me molte cose e possiamo fare delle riflessioni più approfondite sulla classifica. Guido, grazie Guido. Qual è la domanda? Così se proprio Tolta, vai, mandiamo un po' di ottimismo. Vero, 3 espulsi. Sì, 2 diretti e 1 che era diffidato. Però pure Zaniolo che si è diffidato. Sì, vabbè, uno si è operato al ginocchio. Allora, tolta diciamo quelle che sono vittorie, cioè elementi anche fin troppo evidenti che danno gioia, quindi escludiamo le vittorie. Un vostro aneddoto che l'altra volta era il guilty pleasure, no? Questa volta buttiamolo sulla gioia pura, però diciamo, escludendo vittorie, trofei, o non so, Napoli Juventus 3-0, Cavani, no? È troppo facile dire, no? Un episodio che ricordate con particolare gioia, romanticismo, insomma, che vi portate nel cuore, insomma, nella vostra vita. Ho detto, io oggi sono molto propositivo, visto che l'ambiente che ci circonda è molto negativo. Hanno già deciso 2 giornate a conto, ma può uscire di casa o i domiciliari, tornarsi a mandare la sfogliatella. Quindi questa è la mia domanda. Questa è la domanda. La mia risposta è la scena di Mertens che si alza da solo. Bellissima, dell'amico immaginario. Sì, è una scena che mi resta... Non lo so perché oggi mi è venuto in mente Mertens fare quella scena e mi manca. Grazie Guido. Allora, Valerio, un saluto alle amiche Bellini, agli amici Bellini. A Valerio, Oriale è bellissimo. Ce l'abbiamo noi, siamo molto orgogliosi e lo stimiamo molto. Forse devo rispondere a 2 commenti del mio chiedere scusa per essere stato fastidiato la volta dopo. Poi ho letto le notifiche, quindi comunque vi ho letti, Angela. Un abbraccio di nuovo a tutti, insomma ci vediamo ogni 3 giorni purtroppo per te, insomma io spero sempre che tu le serate. Oggi tenevo una mini serata che ho detto di no, ma sono contento di averla vista. Ce l'ho lunedì, venerdì, credo non me la metto sabato, perché sabato dovrebbe giocare il Napoli. Dai, ci può stare col turbante, sì. Poi mi risponderete che Valerio insomma avrà anche la sua vita privata che reclama. Di nuovo saluto a tutti. Per chiudere, io sono contento dell'orgoglio e della qualità mostrata oggi. Guardando più avanti, non sono pochi 4 punti. Ciao ragazzi. Ciao Guido e ciao a tutti in nottata. Vedi che poi alla fine non voi che siete attivi così, ma molti occasionali, perché non posso, faccio la live sempre di notte, sempre alle 11 di notte, no, è perché era l'Inter. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, avete lasciato un sacco di like, lasciate quelli finali e se vi siete visti la live dopo che ve la siete recuperata, siete completamente folli, vi amo, vado a fare la reaction, ma avesse pure mangiare una cosa perché sennò... Amici Bellini alla ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego.
Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei... Poco. Allora... Grazie Emiliano. Bravo lui, mi ha fatto piacere portarlo e penso che abbia fatto piacere anche a lui tutto il vostro affetto. Si può fare, si può parlare di calcio in maniera diversa e togliersi delle soddisfazioni.